Buongiorno, buongiorno e bentrovati a una nuova mattinata insieme a Sveglia Trieste. Questa mattina avremo con noi a partire dalle ore 8 Rosanna Pucci del Partito Democratico, consigliera comunale, e poi saremo in compagnia del nostro amico attore e cantante Alessio Colautti. Come sempre i collegamenti con la sala operativa della Polizia locale per i ragionamenti su traffico e viabilità, e già vi preannuncio le due giornate, quella di oggi e domani, dedicate all'adunata triveneta degli alpini di Gemona, con diretta questa sera alle 20:30 su Tele4 della serata di vigilia, e poi domani la sfilata con collegamenti a partire dalle 7:15 per tutto il corso della giornata, in cui ovviamente non mancherà anche l'informazione di Tele4. Andiamo subito a vedere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo. Sotto la testata il caso Trump-Meloni. Trump: Meloni mi ha implorato per una foto, lei falso, allibita. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente degli Stati Uniti tira in ballo la premier. Come sta? Probabilmente contenta che le abbia parlato. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Durissima Meloni, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Federica e Zaia con Salvini, nuova linea di comando, tavolo dei territori per puntellare la Lega. Tra i componenti c'è anche il Presidente della Regione. I voti si vedono alle urne, non nei sondaggi. Il riferimento del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ai sondaggi appunto relativi al Movimento Futuro Nazionale di Vannacci. Manager, i redditi, amministratori incarici pubblici, Paoletti al top con un milione. Giunta, via libera all'assestamento da 624 milioni, la cifra salirà poi nel corso del vaglio in Consiglio regionale. Il processo così Podmenic ci ha narcotizzate per poi derubarci, il racconto in aula delle due vittime di narcotizzazione e furto da parte di Erika Podmenic, protagonista poi dell'omicidio del ghetto. Maturità 26, fra Quintiliano e il sisma del 76, ora spazio all'orale. Basket, Tonutto e lo scudetto più sofferto, momenti difficili, parla appunto Stefano Tonutto. Nel centro città corteo antifascista per 300, blindato l'inizio del viale 20 settembre per evitare potenziali scontri tra manifestanti e associazioni di destra. Olli in concerto l'11 giugno del 2027 allo Stadio Rocco, la data zero del tour. Olli, vincitore di Sanremo, darà il via il suo tour 2027 dallo Stadio Rocco di Trieste, con una notizia che chiaramente come dire, dà forma al primo concerto dopo l'apertura del caso Rocco, diciamo così, per l'assegnazione da una parte alla Triestina, che è ancora in bilico, e dall'altra per l'assenza di concerti in questa stagione 2026. Assise regionale, primo congresso di Forza Italia, Savino confermata alla segreteria. Trump su Meloni: mi ha fatto pena, il tycoon degli Stati Uniti, confessa la 7, mi ha implorato per fare una foto, la replica indignata della premier italiana, è falso, sono allibita. Dopo gli ultimi sviluppi tra Washington e Roma è ormai rottura totale. Un passo avanti e tre indietro in una manciata di giorni, è bastata una telefonata di qualche minuto per cancellare quel disgelo tra Donald Trump e Giorgia Meloni, celebrato forse troppo frettolosamente al G7 di Evian. Le parole all'aria che tira del Presidente degli Stati Uniti: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena, così il Presidente americano. Poi la risposta della Premier: falso, sono allibito, dopo gli ultimi sviluppi tra Washington e Roma ormai è rottura totale. In retroscena con Patangelo è stato lui a voler parlare della leader, è stata la Casa Bianca che mi ha chiesto di non divulgare l'audio dell'intervista in cui Donald Trump ha criticato il premier Giorgia Meloni. Daniele Compatangelo ha raccolto le parole del Presidente, contattato dall'ANSA, chiarisce i motivi per cui la sua rete non ha pubblicato le registrazioni del colloquio. Solidarietà bipartisan, il centrodestra si svegli, Conte a Schlein, basta rincorrerlo, Salvini, un attacco a tutti noi. Da una parte il centrodestra si stringe intorno alla Presidente del Consiglio,
parlando dei deliri del tycoon e difendendo la postura dell'Italia, non imploriamo nessuno, il refrain. Dall'altra il centrosinistra stigmatizza le frasi del presidente statunitense, ma insiste sul fallimento della premier in politica estera, seppur con qualche distinguo. Questa è insomma la situazione politica che si è venuta a creare dopo le parole di Trump. Crosetto: non lascio passare l'affondo americano, una caduta di stile del presidente. Vannacci interviene: non condivido chi finisce per gettare fango sulla nostra nazione. Il caso piomba al summit europeo, non possiamo fidarci, pieno sostegno da parte di Macron e di Sanchez, ma non manca lo stupore. L'ira di Teheran contro Israele, rinviato l'inizio dei negoziati, i nuovi raid dell'IDF in Libano hanno indispettito l'Iran, accordo già in bilico, non ci presenteremo fino a quando gli Stati Uniti non fermeranno Netanyahu, l'apertura dello stretto di Hormuz però la regge, ma c'è preoccupazione. La versione di Lavrov: l'Europa si prepara alla guerra entro il 2030, secondo il ministro degli esteri russo Trump sarebbe pronto a un dialogo, il vecchio continente invece finge di voler trattare ma prende solo tempo. Zelensky e la Bielorussia: via i ripetitori per i droni di Mosca o lo faremo noi. Rutte chiama la Slovenia sui fondi per la difesa comune. Il segretario della NATO ricorda che il paese non ha raggiunto il 2% del PIL dopo le rassicurazioni ricevute dal presidente del governo lo scorso marzo. L'esecutivo Janša al lavoro su un piano di investimenti da 300 milioni di euro. Relazioni con l'Est Europa: Gaspari, Trieste strategica. Il forzista in visita ieri alla sede INCE di Trieste si è soffermato sui rapporti con i Balcani occidentali e il futuro dell'Ucraina. Allora andiamo a vedere il servizio INCE dedicato proprio all'incontro di ieri con il presidente dell'iniziativa centroeuropea Dalmas a Trieste. Argomenti di politica estera sono stati al centro dell'incontro che Maurizio Gasparri ha avuto stamani con i vertici dell'INCE, a partire dalla questione ucraina, del resto da tempo al centro del lavoro dell'iniziativa centroeuropea. Ovviamente è interesse di tutto il mondo libero difendere uno Stato che è stato aggredito e che ha dimostrato anche di saper reagire, quindi gli ultimi fatti speriamo inducano anche i russi alla realtà, al realismo e a rinunciare a un'offensiva che si sta rivelando una catastrofe. Gasparri, favorevole al corridoio IMEC, nel contesto del conflitto russo-ucraino, ha indicato un passaggio per certi aspetti dovuto e fondamentale. Dando, come dire, la precedenza a chi già assolto a numerose condizioni, perché l'ingresso in Europa comporta regole, normative, adeguamenti vari, ma apertura generosa verso l'Ucraina. In questo anche l'INCE può svolgere un ruolo importante. Il passaggio all'INCE di Gasparri è stato un altro tassello del rilancio dell'istituzione, un rilancio che, lo sottolinea il segretario generale Franco Dalmas, passa attraverso la stessa governance dell'iniziativa. L'INCE oggi ha un vice segretario che è espressione del governo ungherese, un vice segretario generale che è un'ambasciatrice serba e un vice segretario generale che è ucraino. Quindi all'interno dell'INCE abbiamo riunificato l'Europa. Dalmas poi ha ribadito ancora una volta la necessaria attenzione che il nostro Paese, a suo dire, deve riservare a quelli balcanici, in un'ottica ampia di integrazione europea. Devono essere portati all'interno di un sistema che è quello europeo per il quale stiamo lavorando. Quindi l'Europa è fatta di Stato di diritto, di libertà e di democrazia. Tutte queste condizioni devono essere realizzate anche nei paesi dell'Est Europa. Per questo è nata l'INCE, su questo l'INCE sta lavorando. Queste le parole del senatore appunto Franco Dalmas. Sentiremo poi Gasparri anche sulla situazione politica. Scogli Olivi, nuovo tentativo di vendita. Lo Stato punta a privatizzare il cantiere navale di Pola, di cui detiene quasi tutte le quote. Prezzo iniziale per la cessione parte da 11 milioni, offerta entro il 18 di agosto. Il vecchio gruppo collassato per debiti nel 2019, nel 2024 il salvataggio da parte di Zagabria, l'accordo con il colosso spagnolo Navantia e l'ingresso del mercato della difesa.
Terrore a Brescia, tenta di soffocare un bimbo al parco, l'aggressore è un 29enne con problemi psichici. L'uomo prima aveva insultato alcune famiglie presenti, è stato bloccato da un passante, un cittadino pakistano. Servono efficacia e capacità dello Stato di trasformare gli impegni assunti in risultati concreti. Andiamo a vedere invece la pagina riservata alla situazione della Lega. Lega stavolta al convando, Salvini convince Fedriga, il segretario del Carroccio dà vita al tavolo dei territori, si occuperà anche di piano casa e temi della sicurezza. Tra i 19 componenti il governatore del Friuli Venezia Giulia e Zaia. Lunedì l'organismo si riunirà online, coinvolti i ministri, sindaci e presidenti di provincia. L'accelerazione è legata anche ai sondaggi che danno Vannacci in rapida ascesa. Andiamo a sentire le parole del presidente Fedriga e poi all'interno del servizio anche il tema del tavolo dei territori. Non si sono fatti avanti, ha detto Salvini, su Zaia e Fedriga per la vice segreteria della Lega. Cosa sta succedendo al partito? Com'è che può essere riformato e quale sarà il suo ruolo? No, ma non ci sono ruoli né altro. Stiamo ovviamente facendo una discussione, ma la Lega continua a fare la Lega, continua a portare avanti ovviamente i suoi obiettivi a livello nazionale ed europeo e vogliamo andare avanti in questa direzione. Poi non penso che il problema siano ruoli. È evidente dal linguaggio del corpo del governatore Fedriga che il tema futuro in casa Lega sia scottante. È in settimane in cui si discute di possibili successori di Matteo Salvini, con lo stesso presidente del Friuli Venezia Giulia tra i più invocati, e revisione dello statuto. Ecco la prima decisione concreta. Lunedì si insedierà il tavolo di coordinamento della Lega. Vi parteciperanno, oltre ai 4 presidenti di regione, un rappresentante dei presidenti dei consigli regionali, i sindaci dei comuni capoluogo, un rappresentante dei presidenti di provincia e una delegazione di ministri. Tra i primi dossier all'ordine del giorno vi sarà il piano casa, ma anche la sicurezza, il costo della vita, il taglio della burocrazia e le semplificazioni a sostegno delle imprese, il percorso di riforme sulla strada del federalismo, nonché la revisione dei vincoli europei che incidono sulla competitività dei territori. Insomma, una sorta di strada maestra del rilancio per contrastare l'avanzata del generale Vannacci, che supera il Carroccio nei più recenti sondaggi. Non guardo mai le altre forze politiche, guardo alla nostra forza politica che deve parlare con ancora maggior vigore al Paese. Questo penso sia un vantaggio per la Lega stessa, ma penso anche per il Paese che ha bisogno di una forza come la Lega. Ma a chi sta effettivamente strappando voti il generale ex leghista con il suo futuro nazionale? Deve chiedere a SVG, a Ipsos, non a me. Noi lavoriamo per la Lega, poi i voti si hanno nelle urne, non nei sondaggi. Dopodiché ovviamente i sondaggi uno li guarda con il dovuto interesse e distacco. Sullo sfondo anche la partita del futuro candidato a sindaco di Trieste, per cui i rimandi al futuro di Fedriga appaiono più vicini a una strategia di coalizione che a una effettiva ambizione in materia. Si prepara per fare magari il sindaco di Trieste qualora la pista romana non andasse a buon fine? No, mi preparo a vedere cosa succede domani e cosa facciamo come regione. Dopodiché c'è tempo per tutto, farò insieme ovviamente a tutta la compagine di maggioranza a tempo dovuto le considerazioni, ma insomma non vedo urgenze. Allora, storico primo congresso per Forza Italia, Savino confermata segretaria. Dopo le tante polemiche della vigilia, i dissidenti hanno disertato l'assemblea. Forza Italia volta pagina e da movimento diventa partito, niente più nomine decise direttamente da Arcore, con l'ultima parola di Silvio Berlusconi. L'assemblea all'hotel Ladi Moret di Udine, gli azzurri hanno avuto una sola voce nel sostenere Savino, ma forse scomodare il celebre romanzo di Giuseppe Tommasi Lampedusa e il Gattopardo, scrive Cristian Rigo, nel quale i cambiamenti in facciata sono finalizzati soltanto a fare in modo che tutto resti come prima, sarebbe eccessivo. Fatto sta, non c'erano il consigliere di Fontanafredda Luca Della Schiava, che sembrava poter sfidare la Savino, l'ex presidente del Consiglio regionale Zanini e la deputata Isabella De Monte, principali sostenitori dell'operazione di rinnovamento invocata nel documento critico inviato negli scorsi giorni alla stampa. Dubbi e voci discordanti, la cabina di regia local non scalda i maggiorenti, qui invece siamo sempre sul fronte della Lega. Via libera ai 624 milioni dell'assestamento estivo, cifra destinata a crescere.
la Giunta ha approvato il disegno di legge sulla manovra, le risorse ora sono la metà rispetto al 25, ma aumenteranno. L'approdo in Consiglio regionale in programma il 21 di luglio, prima dell'esame da parte dell'Aula, un nuovo passaggio in Giunta e quello in Commissione. Will Friuli Venezia Giulia Congresso, confermato Zorn, una tassa sull'intelligenza artificiale. Società, i redditi dei manager, spicca il milione di Paoletti, le dichiarazioni dei redditi, 1.117.000 euro dichiarato dal Presidente della Camera di Commercio Paoletti, Marco Monaco, Presidente dell'Autostrada Alto Adriatico 749.000, Presidente di Friuli Seganti 431.000, Giovanni da Pozzo 413.000 e così via, Presidente del Porto, il Sindaco di Trieste e poi via via tutti gli altri. Federica Fermo a quota 124.000, quindi insomma sostanzialmente il compenso da Presidente della Regione. Andiamo ancora avanti, Grado, il parco acquatico riapre con eventi per tutti, pienamente operativo da stamani l'impianto di Viale del Sole, insomma un appuntamento importante per la Riviera Gradese che riapre le sue porte con una struttura dedicata. Volevo tornare un secondo a Sandra Savino perché ieri la nuova rinnovata segretario di Forza Italia in Regione ha fatto anche un sopralluogo a Fincantieri. Sentiamo. Una mattinata straordinaria alla scoperta di una Fincantieri nel vivo, nell'operatività, nel costruire delle opere straordinarie. Una Fincantieri che è un gioiello del nostro paese, che porta lustro sicuramente anche il nostro territorio. Una Fincantieri aperta al dialogo, alla comprensione anche delle necessità che il territorio regionale e anche quello di Monfalcone necessitano, quindi una mattina di approfondimento e di questo sono molto grata anche per l'accoglienza che ho ricevuto. Bene, allora queste le parole della Savino. Andiamo a sentire anche Gasparri sulla situazione politica nazionale, che ieri a Trieste per la questione INCE, ma che ha parlato anche del quadro politico. A margine dell'incontro con i vertici INCE, il senatore Maurizio Gasparri, Forza Italia, ha conversato con i giornalisti anche su questioni più politiche, a partire da quella che domina le discussioni nazionali, ovvero Vannacci potrà erodere consensi anche ad altri partiti del centrodestra oltre che alla Lega? In Italia tutti possono associarsi in partiti, la Costituzione lo consente, poi l'esperienza degli elettori ha visto come dire, alcune volte velleità, populismi, esagerazioni andarsi a infrangere in spese inutili, in disastri politici, quindi io confido molto nella saggezza degli elettori. Gasparri specifica: la coalizione sta dando vita ad un governo che appunto opera e mette in pratica le sue politiche. C'è una politica estera, c'è una politica della difesa, c'è una politica economica. Io finora vedo degli annunci, uno dice l'Europa potrebbe fare di più, criticare l'Europa è abbastanza facile, gli immigrati sono troppi. Noi stiamo realizzando una politica più severa nei confronti dell'immigrazione, lo fa il governo di centrodestra. E così Gasparri smonta l'ipotetica minaccia. Ho visto un video, credevo che fosse finto, invece era vero, di Vannacci che diceva non si può spaccare il centrodestra, sarebbe un errore, si farebbe un favore alla sinistra. Io quando ho visto questo video ieri, sa, con l'intelligenza artificiale si fa presto adesso a simulare un viso o una voce, invece è vero, per cui ha spiegato Vannacci l'errore che sta facendo, quindi che vuole che... Quindi non polemizzo neanche, sono d'accordo con lui in quel video, insomma. Né Gasparri è preoccupato per quel che riguarda la coalizione di centrodestra a Trieste, in vista della corsa per la poltrona di sindaco la prossima primavera. Non mi preoccupa la coesione della coalizione che ci sarà, e poi certo bisogna trovare una persona che sia all'altezza di un impegno importante. Trieste deve avere energie forti perché il porto, la sua funzione di cerniera, insomma, è una realtà di cui l'importanza noi siamo ben consapevoli. Gasparri infine così si è espresso in merito alla questione molto sentita dalle nostre parti del controllo dei confini. Noi riteniamo che ci debba essere maggiore attenzione e il nuovo regolamento europeo che è entrato in vigore anche grazie alla pressione italiana consente, non so, trattenimenti più prolungati di 72 ore, consente un'attività dei CPR più tranquilla, consente centri come quello che noi abbiamo fatto in Albania, che alcuni contestavano, che alcuni magistrati non volevano che ci fosse.
fossero magistrati italiani e che invece adesso con le regole europee finalmente recepite hanno una maggiore agibilità. Diciamo che una fase di, come posso dire, di nuova definizione di regole europee, e poi si discuterà anche con i nostri vicini dell'area balcanica. Bene, tra poco ci collegheremo anche con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico e viabilità. Intanto le altre notizie in rassegna: interesse di 15 investitori per Rizzani De Ecker. Alla scadenza di ieri del periodo per presentare il piano di concordato, ricevute 37 tra manifestazioni di interesse, proposte e accordi di riservatezza. Il Tribunale concede l'estensione al 10 luglio della protezione dai creditori. Per il cantiere di Catinaro un'offerta per acquisto di ramo di azienda, quindi insomma la situazione comunque si sta muovendo. Valorizzare le commesse e le partecipazioni del gruppo, garantire le risorse finanziarie necessarie alla continuità operativa e raggiungere accordi con i creditori. Attorno a questi tre pilastri che si regge il piano di concordato del gruppo Rizzani De Ecker per far fronte alla situazione di crisi che vede il player friulano delle costruzioni esposto per circa 1 miliardo di euro. I primi dettagli sul suo contenuto emergono dall'istanza depositata il 9 giugno al Tribunale di Trieste, mentre proprio ieri è scaduto il termine fissato dal giudice per il deposito della proposta del piano definitivo. Il Piccolo apre la cronaca triestina con la notizia del concerto di Olli l'11 giugno del 2027 a Rocco, la data zero. Dopo la vittoria a Sanremo e lo show al Ferraris, il cantante genovese si esibirà in città per la tappa inaugurale del suo tour negli stadi. In attesa dell'unione il Comune vuole blindare un secondo nome. Andiamo a vedere il servizio di ieri. Olli a Rocco, ma viene anche Benji? La battuta è terribile e rimanda al mitico cartone animato giapponese, ma circola già nei bar triestini dopo l'annuncio che il cantautore genovese debutterà con il suo primo tour negli stadi, in quello dedicato al Paron, l'11 giugno 2027. La classica data zero, come nelle precedenti annate per Maneskin, Max Pezzali e Ultimo, che però diventa notizia non solo in ambito musicale, considerando che rimane aperta la trattativa per la concessione dell'impianto alla Triestina senza avere chiarezza su quello che succederà, ma anche pensando alle polemiche innescate in particolare dal Partito Democratico circa il mancato utilizzo dell'impianto nell'anno in corso per i concerti, in una situazione sempre più desertica circa l'appeal dell'Arena. I biglietti per l'esibizione del cantante sono già in vendita su Ticket One. Il calendario dell'artista, che alterna il cantato al rap ed ha trionfato al Festival di Sanremo con il brano Balorda Nostalgia, prevede poi passaggi a Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari e Padova. Stando a quanto già fatto sapere dall'assessore alla cultura Giorgio Rossi alla nostra emittente, lo stadio ospiterà 2 concerti l'anno prossimo. Si attende dunque di capire quale sarà il secondo, mentre altri 2 avranno come cornice Piazza dell'Unità. Bene, ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico e viabilità. Luisa Mastracchio, ispettore superiore della Polizia Locale, al telefono con noi. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno anche a voi. Allora, le colleghe del turno smontante mi riferiscono che la notte è stata abbastanza tranquilla, non ci sono stati interventi di particolare entità, ecco, per capirci. Riguardo il corteo di ieri, si è protratto fino quasi alle 23 ed ha creato dei disagi alla circolazione, come mi riferiscono le stesse colleghe. Un'altra nota, la Galleria Carso ormai è notte, è riaperta fino al 23 del 6 e dunque oggi e domani con la manifestazione Sangio Fest ci sono delle chiusure della via San Cilino da Gioberti a Damiano Chiesa e doppio senso per i frontisti in via delle Cave dalle 7 di oggi alle 13 di lunedì 22 con relativi divieti di sosta appunto per la manifestazione. Ancora 2 cose, sempre in atto anche stasera la chiusura della Marchesetti da via dei Mille a salire dalle 19.55 fino all'1 per quanto riguarda la manifestazione celtica Triskel e questa sera dalle 19.24 è prevista l'inaugurazione della Mindshift Flow e quindi in Molo Bersaglieri dovrebbero esserci fuochi d'artificio tra le 22 e le 23.30 per circa 10 minuti e anche l'esibizione, il sorvolo di
droni. Per il momento è tutto e saluterei tutti e restituirei le linee. Benissimo, allora io farei così, io mi fermerei un istante per la pubblicità e poi riprendiamo con la seconda parte della rassegna stampa, dei nostri servizi e delle notizie. Bentrovati in diretta ancora con Sveglia a Trieste, ripartiamo dalla rassegna stampa. 1000 ingegneri attesi al Generali Convention Center in città, 3 giornate di congresso nazionale. Dal 23 al 25 settembre Porto Vecchio ospiterà la convention della categoria. Attesi delegati da 106 ordini italiani e professionisti da Croazia e Slovenia. Hotel già prenotati. Trieste si prepara ad accogliere il 70° congresso nazionale degli ingegneri, in programma dal 23 al 25 settembre al Generali Convention Center. Oltre 1000 professionisti provenienti da tutta Italia parteciperanno all'appuntamento storico che torna in città dopo 72 anni. Ieri la presentazione. Trieste si prepara a diventare per 3 giorni la capitale dell'ingegneria italiana. Dal 23 al 25 settembre il Generali Convention Center ospiterà infatti il 70° congresso nazionale degli ingegneri, richiamando nel capoluogo giuliano oltre 1000 professionisti provenienti da tutta Italia. L'appuntamento, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri insieme all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste, vedrà la partecipazione dei delegati di 106 ordini territoriali, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, della ricerca e dell'industria. Il tema scelto per questa edizione è nuove frontiere e nuove responsabilità, con un confronto sulle grandi trasformazioni che stanno interessando la società e il sistema produttivo. Veniamo a Trieste perché Trieste è una città di frontiera e noi affrontiamo il tema delle nuove frontiere dell'ingegneria, che si sviluppano soprattutto nel terzo settore, nel settore dell'informazione, che diventa determinante non solo per l'informazione stessa, ma per tutto quello che succede e accade nelle altre ingegnerie. Ormai la digitalizzazione è diventata un elemento essenziale per lo sviluppo del Paese e noi dedicheremo gran parte degli nostri approfondimenti a questo tema che diventa sempre più importante e sensibile. Spazio anche alle prospettive della formazione universitaria e all'evoluzione delle iscrizioni ai corsi di laurea in ingegneria, in un contesto che vede cambiare interessi e orientamenti degli studenti. Siccome nell'ultimo decennio si sono sviluppate varie nuove ingegnerie che attraggono molto di più i giovani che vanno a iscriversi alle facoltà, il numero totale degli iscritti in ingegneria è pressoché stabile, forse addirittura in leggero aumento, ma ci sono alcune delle ingegnerie storiche, mi riferisco ad esempio all'ingegneria civile, che invece stanno vivendo un momento di crisi, io le chiamo di vocazioni, cioè c'è una riduzione di persone che si iscrive ad ingegneria civile, ingegneria elettrica e anche ingegneria meccanica. Allora, comandante dei Vigili del Fuoco, dopo più di 6 mesi di interim, l'incarico al pescarese del Gallo, insediamento il 25 giugno, sono onorato, Trieste e Friuli Venezia Giulia, realtà dice che conosco bene il porto, il Carso, il problema degli incendi durante l'estate, terremo ad alta attenzione tutti questi punti sensibili, dice appunto il pompiere. Ieri anche questo infortunio nel bosco del Farneto di cui vi abbiamo riferito, nulla di grave, una distorsione alla caviglia, poi rimediata con l'intervento in forze del soccorso alpino. Processo Podmenic, così ci ha narcotizzato per poi derubarci. Le drammatiche testimonianze delle 2 donne prese di mira dall'imputata, Silvana Codiglia, 76 anni, ha rischiato di morire nel finto incidente a Conconello. Mi ha offerto il caffè con i biscotti, poi il buio, ho riaperto gli occhi in ospedale. Ieri le testimonianze in aula. Andiamo a sentire le parole nel servizio di Gianluca Paladin. Seconda udienza del processo che vede imputata la rea confessa Erika Podmenic, accusata di aver ucciso l'89enne Isabella Tregnaghi nel suo appartamento di Via delle Beccherie il 31 marzo 2025. Giornata dedicata ai testi e alle testimonianze di altre 2 presunte vittime di Podmenic, le donne di 60 e 74 anni narcotizzate e derubate settimane prima del delitto del ghetto. Infatti Erika Podmenic è accusata anche di lesioni e rapina nei confronti della 60enne e di rapina e tentato omicidio nei confronti della 74enne, ma quest'ultimo capo di imputazione è contestato dalla difesa. In aula le 2 presunte vittime hanno ripercorso quei momenti.
narcotizzate dopo aver bevuto un caffè e poi derubate. La donna di 60 anni si risveglierà in ospedale, così come la 74enne soccorsa da un ciclista di passaggio dopo essere stata trovata dentro la propria auto ribaltata in un'area boschiva di Conconello. Secondo l'accusa, Podmenic avrebbe lasciato l'auto in folle con la donna all'interno, una circostanza negata dalla difesa. L'imputata è assistita dall'avvocato Massimo Scrascia. L'accusa è rappresentata dal pubblico ministero Ilaria Iozzi. I messaggi al compraoro dopo aver rapinato le vittime. I messaggi al compraoro appunto dopo aver rapine, sempre di lunedì, giorno di chiusura della sua bottega di riferimento, che tuttavia non le lesinava ugualmente un appuntamento per valutare i preziosi che lei di volta in volta proponeva. Nell'udienza di ieri ha fatto capolino anche la brama di denaro dell'imputata Erika Podmenic. Proprio in quella fame di soldi starebbe il movente dell'escalation criminale culminata con l'omicidio di Isabella Tregnaghi. Il filo rosso, scrive appunto il quotidiano Il Piccolo, è emerso dalla testimonianza della titolare della bottega Oraf a cui si rivolgeva Erika Podmenic. Mi scriveva su WhatsApp, ha detto la donna in aula. In 300 sfilano al corteo, siamo tutti antifascisti, inizio del viale blindato, le 42 sigle che hanno aderito fra striscioni, slogan, fumogeni, traffico in tilt dalle rive fino al centro. Le forze dell'ordine evitano il possibile contatto con alcuni militanti di destra, triplo sbarramento tra via Carducci e Largo Bonifacio, i temi, quelli legati all'inclusione e la solidarietà. Andiamo a vedere alcune immagini girate ieri sera dal nostro Gianluca Paladin con riferimento appunto al corteo, che peraltro poi è durato fino a quasi le 23, ha comunicato poco fa la sala operativa della polizia locale, determinando con i suoi 300-400 partecipanti problemi non da poco al traffico veicolare in città. Fortunatamente non ci sono state situazioni gravi di scontro o altro, proprio a seguito del dispositivo di sicurezza e di blocco da parte del cordone di polizia presente, che insomma ha aiutato ad evitare gli scontri che si sono invece verificati un mese fa. Ecco qua uno dei blocchi proprio all'altezza dei portici di Chiozza in direzione del viale per evitare eventuali contatti fra i manifestanti del corteo e alcuni militanti, da quello che si è appreso di Casa Pound, presenti proprio nella zona della fontana del cosiddetto mascherone di viale 20 settembre. Questa invece è la partenza del corteo dalle rive, corteo effettivamente della durata non da poco, perché è iniziato attorno alle 18:30, è durato fino alle 23, qui davanti alla ex pescheria Salone degli Incanti, con la partecipazione insomma di oltre 40 associazioni pacifiste di sinistra che hanno voluto insomma manifestare il proprio pensiero lungo le vie di Trieste. Bene, questa dunque è la situazione, poi vi daremo maggiori dettagli, maggiori informazioni nel corso del nostro telegiornale già delle 13:20. Andiamo a vedere invece il servizio relativo alle novità al Castello di Miramare. Rinasce a Miramare l'antica via carrozzabile voluta da Massimiliano. Al traguardo i lavori di recupero realizzati grazie a 2 milioni di fondi del PNRR, tema significativo perché così praticamente l'intera area del parco di Miramare diventerà visitabile. Tra l'altro l'ultima volta che quella strada fu aperta risale addirittura a più di 40 anni fa, quindi insomma fatto significativo. Un intervento che ha restituito alla fruizione pubblica una delle aree più suggestive e al tempo stesso più fragili del Parco di Miramare. Dopo 3 anni di lavori e grazie a 2 milioni di euro, frutto di un finanziamento del PNRR, si è concluso il progetto di recupero dell'antica strada carrozzabile del comprensorio storico, con il restauro delle gallerie, il consolidamento delle strutture murarie e un ampio intervento di riqualificazione botanica e paesaggistica, con la piantumazione di più di 300 conifere. I risultati dell'opera sono stati illustrati questa mattina nel corso di un convegno
giugno, ospitato nella Sala del Trono del Castello di Miramare. Occasione per fare il punto sul percorso che ha portato alla riapertura di un tratto rimasto a lungo inaccessibile e sul valore storico, ambientale e culturale dell'intervento. Sono stati anni di lavoro. Il cantiere è stato finanziato nel 2022, i lavori iniziano nel 2023, dopo tutta la progettazione esecutiva. Sono stati anni molto intensi, abbiamo lavorato sia sull'aspetto botanico che sulla conservazione delle strutture vere e proprie, quindi gallerie e muri di contenimento, e abbiamo lavorato sulla riconfigurazione architettonica dei luoghi. È l'antica strada che collega le scuderie del castello fino fondamentalmente alla stazione di Miramare, quindi è una bellissima strada in pendenza da cui si gode uno spettacolo straordinario. Insiste su un'area chiusa al pubblico da una quarantina d'anni almeno, dell'estensione di circa 2 ettari, e quindi in questo modo noi andremo a riaprire interamente il parco alla pubblica fruizione. Questo è solo uno, non dico uno dei tanti perché è un lavoro molto importante, perché è anche uno dei lavori più visibili. Stiamo completando anche il lavoro per l'efficientamento energetico e saranno poi accessibili dei percorsi per ipovedenti, i cosiddetti sentieri parlanti, che permetteranno a tutti, appunto anche agli ipovedenti, di seguire in autonomia dei percorsi nel parco e nel castello. Quindi questo, che riguarda in particolare la strada carrozzabile, è un altro degli interventi che rendono il castello sempre più ampio nella sua offerta al pubblico, il parco sempre più percorribile, e quindi diciamo, io che ho raccolto questa eredità non posso che esserne molto soddisfatto. Allora, proseguiamo parlando anche del secondo scritto della maturità, la vera incognita, il nuovo orale, una formula diversa da lunedì, abilità, competenze e il grado di maturazione. Per il classico è tornato Quintiliano, per quanto riguarda il liceo scientifico, per la matematica è stato chiesto un esercizio sulla scala Richter e sull'energia liberata dai terremoti, e poi insomma, tra gli altri indirizzi, linguistico, prova di inglese improntata sulle Olimpiadi e Paralimpiadi di Cortina, insomma poi tanti altri temi. Manfredi, volato negli Stati Uniti per allenare i futuri tennisti, la storia di vergine sportivo appassionato dal 2020 è in America, dove prepara i campioni dei circuiti professionali. Volevo tornare invece alla cronaca per risentire l'ultimo servizio realizzato ieri sulla situazione di Piazza Perugino, che continua a preoccupare i residenti, sia per una questione, diciamo così, di degrado, di riposo notturno, sia per una questione vera e propria di sicurezza e possibilità di frequentazione libera e tranquilla della zona nelle ore notturne. Piazza del Perugino preda di maranze e spacciatori. Anche nelle ultime 2 notti Polizia di Stato e Carabinieri impegnati nella gestione dell'ordine pubblico. Questo video è relativo all'altra sera, controlli straordinari disposti dalla Questura che, come anticipato dalla nostra emittente, ha dato un giro di vite in vista del periodo estivo. E infatti anche l'altra notte è stata sequestrata della droga. Focus sulle piazze calde di Trieste, dove avvengono risse e spaccio di stupefacenti. In questo Piazza del Perugino è sempre protagonista, anche fino alle prime luci dell'alba di oggi i maranza imperversavano con schiamazzi e insulti all'indirizzo dei residenti che dalle finestre chiedevano un po' di pace per dormire. La bella stagione è appena iniziata, il timore è che episodi di questo tipo possano essere sempre più frequenti in tutta la città, ma Piazza del Perugino ha una storia a sé: traffico di stupefacenti con spacciatori al dettaglio, le forze dell'ordine lo sanno e infatti gli interventi di controllo ormai non si contano più. Si segnalano anche ripetuti passaggi nei bar della zona con il cane antidroga e interventi notturni per stroncare il traffico. Bene, proseguiamo ancora. Asfalto e tutela dei pedoni, a Duino Aurisia il piano da 2,2 milioni per le strade, lavori in programma in tutte le frazioni già a fine estate, previsto anche un attraversamento con pali di sicurezza e segnaletica illuminata a LED nella zona delle case verdi. Stabilita la sua rimozione per fare posto a 15 parcheggi dedicati ai residenti e visitatori.
Posa della fibra e polveri, dopo l'interrogazione inviata alla polizia locale, invio sul posto degli agenti della locale per intimare alle riprese esecutrici di adottare tutte le misure necessarie. Questi provvedimenti adottati dal Comune in seguito alle proteste riguardanti i lavori in corso a Sistiana per la posa della fibra ottica nel centro della frazione. E ancora la festa dei padroni di Muggia inizia e aspetta la processione. Saranno 10 giorni ricchi di appuntamenti culturali, religiosi e conviviali che culmineranno con i festeggiamenti in onore dei santi protettori Giovanni e Paolo, un calendario variegato che intreccia musica, riflessioni sulla pace, memoria storica e devozione popolare con il programma Muggia. Questa sera alle 21 nel santuario saliranno sul palco gli allievi della classe di flauto dolce del Conservatorio Tartini. Ritorna anche Mare e Vitosca, vero emblema del Carso, 50 diverse espressioni della Vitosca, vino emblema del Carso, presentate in 35 cantine locali. Questa è la dimensione del 20° festival, in programma venerdì 26 e sabato 27 al Castello di Duino e presentato ieri alla Casa di Morrupino. Andiamo a vedere poi anche le pagine sportive che ci portano a parlare di Stefano Tonut e del 5° scudetto per il giovane 32enne triestino che diventa così uno dei più titolati in Italia, in particolare nella nostra regione. Stefano, è la conquista del titolo tricolore con l'Olimpia Milano. Stare fuori dal campo 3 mesi e cercare di ritrovare la condizione non è stato facile, anche a livello familiare un periodo complicato. Dietro la gioia di uno scudetto si nascondono storie fatte di sacrifici e momenti di difficoltà. Nel titolo tricolore conquistato da Milano giovedì sera a Venezia spicca la storia di Stefano Tonut. A livello personale è stato un anno particolare, non semplice, stare fuori 3 mesi dal campo e ritrovare la condizione è stato difficile, anche poi un anno difficile in famiglia. Nonostante l'arrivo in panchina di Poeta potesse far sperare in una maggiore centralità e in uno spazio più consono alle sue qualità, le scelte tattiche hanno imposto un ruolo diverso. Dai momenti difficili, ha detto, si impara tanto, si attraversano, si cade, ci si rialza e si riparte. È il mio 5° scudetto, ma me lo godo come gli altri 4 perché dietro a ogni risultato c'è grande insomma poi perché ovviamente da lì viene Stefano, dall'esperienza degli scudetti, 2 conquistati proprio con Venezia. Il Futurosa blinda il talento dell'argentina Milagros Mazza, la sudamericana è diventata sempre più decisiva nel corso dell'anno. Pietro Loduca invece convocato con la nazionale Under 20 di pallamano. Manca all'appello anche un servizio invece molto importante che abbiamo mandato ieri, che fotografa la situazione del mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, che riporta dati importanti a livello globale, la stabilità dell'occupazione sul fronte maschile, dati meno rosei invece per quanto riguarda l'occupazione femminile. Il servizio sul mercato del lavoro andato in onda ieri sera nel nostro TG, grazie a Guido Indri in regia. Il mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia conferma nel primo trimestre del 2026 livelli occupazionali particolarmente elevati. Gli occupati raggiungono quota 532.864, in aumento di 2.799 unità, più 0,5%, mentre il tasso di occupazione si attesta al 70%, consolidando i risultati raggiunti negli ultimi anni. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, e l'industria in particolare a mantenere la dinamica positiva, soprattutto sul fronte dell'occupazione maschile, che aumenta di 4.376 unità rispetto al primo trimestre del 2025, accompagnandosi a una significativa riduzione della disoccupazione. Va peggio sul fronte femminile. Le donne in cerca di lavoro passano da 10.851 a 14.952 nell'arco di un anno, mentre il tasso di disoccupazione femminile sale dal 4,4 al 6%. Nello stesso periodo diminuisce
diminuisce l'occupazione femminile, meno 1577 unità, e si amplia il differenziale tra uomini e donne. L'aumento della disoccupazione femminile si accompagna però a una consistente riduzione dell'inattività, segnale di una crescente partecipazione al mercato del lavoro. Sempre più donne infatti entrano o rientrano tra le forze lavoro senza trovare immediatamente un posto. Cresce anche il numero delle disoccupate provenienti da precedenti esperienze di lavoro, più 2041, mentre diminuiscono le donne disoccupate dopo un periodo di inattività, meno 1021. La quota di lavoro stabile sul totale delle assunzioni, inoltre, continua a mantenersi inferiore per le donne rispetto alla componente maschile. A incidere sul quadro contribuisce anche la diversa evoluzione dei settori economici. La domanda di lavoro continua a crescere nell'industria, comparto che rappresenta uno dei principali motori dell'occupazione regionale e nel quale la presenza maschile è più elevata. Più debole appare invece la dinamica di alcuni comparti del terziario, in particolare nell'attività del commercio, del turismo e di parte dei servizi, dove è tradizionalmente maggiore la presenza femminile. Bene, allora dobbiamo parlare ancora di un altro tema, quello relativo al lancio delle stagioni sinfonica e lirica del Teatro Verdi di Trieste. Ieri ne abbiamo parlato diffusamente anche a ore 13 con il sovrintendente Giuliano Polo, che in questo servizio del nostro Umberto Bosazzi sintetizza il valore delle due stagioni per cui sono già partiti gli abbonamenti. Sarà una stagione che continuerà la tradizione del teatro di proporre accanto ad opere molto popolari delle novità assolute, e continueremo nel cercare di valorizzare grandi artisti, grandi registi. La stagione lirica del Teatro Verdi si aprirà il 13 novembre prossimo con un nuovo allestimento del Lohengrin di Richard Wagner, sul podio Enrico Calesso. A dicembre seguirà lo Schiaccianoci, a gennaio un'altra produzione propria del Verdi, il mozartiano Don Giovanni, diretto da Pierluigi Pizzi, sempre Calesso sul podio. Si prosegue con l'Elisir d'amore di Donizetti, a dirigere Damiano Micheletto, quindi la Bohème di Puccini, e in aprile un'ulteriore collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, incentrata stavolta sulla figura di Giovanna d'Arco. Paolo Valerio dirigerà Giovanna d'Arco al rogo di Honegger su un testo di Paul Claudel, e Jeanne d'Arc, da intendersi all'inglese, un'opera di Fabio Vacchi andata in scena per la prima volta nel 2024. Un dittico sul tema di Giovanna d'Arco che vedrà impegnata anche la prosa, un po' sulla linea di quello che abbiamo sperimentato con grande successo quest'anno con Romeo e Giulietta. A maggio il Verdi realizzerà un nuovo allestimento della Ida di Giuseppe Verdi, direttore d'orchestra Hordi Bernasser. A giugno la stagione si chiuderà con La Norma di Vincenzo Bellini, diretta da Federico Tiezzi, con il ritorno di Daniel Oren. Una particolare attenzione dedicheremo alle star della nostra città, ai nostri concittadini. Ci sarà Antonino Siragusa, ci sarà Daniela Barcellona. La stagione sinfonica, che dal 20 settembre e per la prima volta da tempo seguirà l'Arco Solare per concludersi nel maggio del 2027, sarà strutturata in 11 appuntamenti, i primi 2 in collaborazione con la Società dei Concerti nell'ambito del Festival di Trieste Il Faro della Musica, e proporrà per quasi ogni appuntamento un brano di compositori contemporanei. Si comincia quasi doverosamente con Ezio Bosso e Maurice Ravel. E quindi offriremo una proposta molto ricca e molto completa, sia di musica lirica che di musica sinfonica. Bene, questa è la presentazione dunque delle stagioni del Teatro Verdi. Andiamo ancora allo sport. Aquilani e Galoppa, tecnici emergenti, le nuove carriere degli ex giocatori rossonero-bardati, Alberto protagonista a Catanzaro e ora al Sassuolo in A. Daniele è stato chiamato a guidare il Modena in Serie B. I due centrocampisti furono due fari nella cadetteria con la triestina di Attilio Tesser. Addio allo zar Igor Protti, il bomber di provincia. È scomparso all'età di 58 anni l'attaccante che giocò oltre 300 match con il Livorno. Al 21esimo torneo di Sistiana, Pro Gorizia e Mladost ok. Sul campo di Visogliano i biancazzurri hanno vinto tra gli esordienti, il team di Doberdò si è imposto tra i pulcini. Triestina alla Bianchi contro il Bocconi in palio in salti in B. Alle 15:30 la decisiva gara di ritorno della finale playoff contro i Lombardi. La data gli Alabardati si sono imposti a Milano con un perentorio 6-11. Il tecnico Petrucci: siamo a metà del cammino, guai ad abbassare la guardia. Questo è un po' il punto anche sulla situazione
sportiva. Andiamo anche a vedere le notizie relative ai mondiali, il mondo globalizzato e l'Africa avanza. Nel primo turno le squadre del continente nero hanno confermato la loro crescita, il loro bilancio di 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, 7 coppie di fratelli al mondiale, ma soltanto 3 giocano per lo stesso paese. Stati Uniti ai 16esimi, battuta anche l'Australia, apre l'autorete di Burgess, raddoppia Freeman in chiusura di primo tempo. A punteggio pieno la formazione di Pochettino, grandi applausi da parte del pubblico di Seattle. Per i Soceros rimane ancora ampiamente possibile la qualificazione alla prossima fase. Vedremo poi quello che succederà in un mondiale insomma molto spettacolare, ma che ovviamente registra l'assenza della nazionale italiana. Allora io direi che ci fermiamo per la pubblicità e ci troviamo poi tra poco con la prima ospite, Rosanna Pucci del Partito Democratico. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste, con noi Rosanna Pucci, consigliera comunale del Partito Democratico. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno al nostro giornalista e a tutti voi, a chi ci segue da casa, e buon sabato innanzitutto. Allora, consigliera Pucci, parlo da alcune sue segnalazioni che mi ha girato, così inneschiamo anche magari le chiamate da casa, relativamente a una sua richiesta di riorganizzazione dei parcheggi in via Tigor, specie davanti alla succursale del liceo Petrarca, ma anche in viale 20 settembre. Qui vediamo alcune foto, diciamo così, di scooter più o meno ammassati, e questa è la situazione di via Tigor. Partiamo con la sua spiegazione e poi mostro anche le altre foto. Mi sono arrivate delle segnalazioni dei cittadini, dei residenti per quanto riguarda la via Tigor, perché proprio il motivo, siccome c'è la succursale del liceo Petrarca e quindi è cambiata anche l'utenza, è aumentata l'utenza, tanti ragazzi che vanno a scuola, si recano a scuola, vista l'età, la maggiore età, diciamo intorno ai 16 anni, si recano a scuola con gli scooter, per cui li lasciano dove trovano posto. Qui è davanti alla scuola, ma vengono messi anche un po' più lontano, verso lo slargo di via Tigor Alta, vicino al numero civico 25, per cui i residenti si sono trovati senza posti auto, senza posti per gli scooter, e quindi io ho visto che sono stati realizzati dei posti per motocicli, ma non sono bastati, per cui ho chiesto attraverso una mozione la riorganizzazione dei parcheggi lì, specialmente nell'area davanti al liceo Petrarca, quindi via Tigor Alta, ma anche oltre verso via Tigor Alta intorno al numero civico 25, perché manca proprio la segnaletica orizzontale e verticale. Ci sarebbe anche, ecco, bisognerebbe fare uno studio per poter creare dei posti anche laddove sembrano vietati. Ci sono dei posti, quindi io invito anche gli uffici comunali a studiare il caso di questo parcheggio, perché va riorganizzato e va realizzata la segnaletica orizzontale a terra, cioè il disegno degli stalli. Poi ci sono anche delle foto relative invece a viale 20 settembre. Sì, viale 20 settembre, questo è il sopralluogo, l'ho fatto direttamente io sul campo e sono partita da viale 20 settembre Alta
intorno al civico 70, e ho visto che praticamente manca tutta la segnaletica per quanto riguarda il viale, la segnaletica per i posteggi auto, la segnaletica per i posteggi di motocicli, e poi ci sono tutti diciamo, i posti laterali che sono in ostaggio di un parcheggio selvaggio, l'abbiamo ben visto prima, e quindi va riorganizzato, va riordinato. Qui ci vuole ordine, e l'ordine viene fatto dall'amministrazione, che mette dei limiti e realizza gli stalli, e così non lascia diciamo, nulla al caso. E per una Trieste organizzata e ordinata ci vuole, ecco, una riorganizzazione degli spazi per il parcheggio. Quindi penso che siano due aree, quella di via Tigor e questa di viale 20 settembre, da riorganizzare, perché potete ben vedere dalle fotografie che sono parcheggiate queste auto in modo irregolare, inappropriato. Certo, poi possono creare ovviamente problemi. Questa è la situazione appunto circa la prima segnalazione. Poi ci spostiamo invece sul fronte del liceo Oberdan, perché lei ha depositato, se non sbaglio, una mozione circa la richiesta di ristrutturazione dei bagni, dei servizi della succursale. Spieghiamo un po' la situazione, così via via poi facciamo vedere anche le foto, diciamo così, di quella che è la situazione attualmente. Sulla scia delle richieste che mi sono pervenute dal liceo Nordio, liceo artistico Nordio, dove c'è stata una richiesta di manutenzione dei bagni perché erano chiusi, e lì abbiamo 500 alunni che avevano necessità di andare in bagno, e tante volte sono stati ostacolati perché si formavano delle lunghe file, perché questi bagni erano fuori uso. Anche al liceo Oberdan c'è una situazione molto simile. Mi sono pervenute delle foto che testimoniano, si commenta da sola, certamente, le porte chiuse dei bagni, alcune mancano di maniglie dell'apertura, alcune di porte, alcuni sono servizi rotti che vanno sostituiti. Siccome il liceo Oberdan ha un fiore all'occhiello delle scuole superiori di Trieste, ma anche il Nordio, però c'è la necessità, veramente l'urgenza di mettere in condizioni i ragazzi, gli studenti, di poter usufruire dei bagni in modo ordinario, non in modo straordinario, perché anche lì bisogna sostituire questi bagni che sono rotti, non sono adeguati per le scuole. Per quanto riguarda il liceo Nordio c'è stata una commissione ad hoc, tant'è vero che sono venuti in commissione i dirigenti dell'ente di decentramento regionale, che hanno, insomma, dopo che hanno studiato il caso del liceo Nordio, hanno detto che verranno ripristinati i bagni del Nordio, e c'era anche la richiesta del mobilio, che mancava il mobilio negli uffici, e quindi si sono detti pronti a far arrivare questo mobilio adatto per gli uffici della scuola. Quindi l'Oberdan ha necessità della sostituzione di alcuni bagni, della manutenzione di alcuni bagni, e soprattutto c'è anche l'urgenza di aprire un terzo piano della succursale, perché
nella sede della succursale il terzo piano è inagibile, per cui non viene adibito adibito per la scuola, per la didattica, e quindi è una mancanza, e anche lì in succursale ci sarebbe la necessità di sostituire i bagni perché non sono utilizzabili. Bene, quindi insomma un po' un quadro su quelle che sono alcune urgenze, diciamo così, triestine per la scuola e non solo. Poi mi pare qui si parla invece di una serie di marciapiedi, mi ha inviato anche una serie di immagini circa lo stato dell'arte, marciapiedi e strade, ci racconta un po'? Sì, c'è stato la variazione di assestamento di bilancio del comunale del 2026-2028, per cui io ho presentato una serie di emendamenti che riguardano la manutenzione stradale e dei marciapiedi, soprattutto quelli della zona di San Vito, dove abito e quindi ho la possibilità di andare a fare personalmente i sopralluoghi. Qui in questo caso invece è il vicolo degli Scaglioni, perché queste immagini mi sono state fornite da alcuni cittadini che mi inviano questi resoconti, video, immagini. Buchi veri e propri. Sì, buchi veri e propri, però ritornando al mio quartiere di appartenenza, che conosco un po' meglio, anche a San Vito, che dicono che sia il rione residenziale, ma ahimè non è più quello di prima, perché abbiamo veramente buchi nelle strade, nei marciapiedi dissestati. Questa è via Mamiani, dietro piazzale Rosmini, e come potete ben vedere ormai il marciapiede è totalmente eroso. Ecco, è mancata una programmazione nella manutenzione stradale dei marciapiedi, ma mi dicono che quasi tutta Trieste è in queste condizioni precarie. A me dispiace che poi l'assessore Babbuder se la prenda con gli altri assessori, perché non gli davano questi soldi, specialmente c'è una querelle con l'assessore al bilancio Bertoli della Lega. Sappiamo che Babbuder appartiene a Forza Italia e Bertoli invece alla Lega, però è una questione basilare, e quindi doveva chiedere, anche battendo i pugni, questi soldi per la città, perché non possiamo assistere a delle politiche così divergenti. Da una parte c'è diciamo questo interesse a fare Trieste sportiva, c'è l'inaugurazione un giorno dietro all'altro di campetti per lo sport, e questo anche è giusto, ma è giusto quando vengono fatte anche le opere ordinarie, di ordinaria manutenzione. Allora io mi posso permettere di allocare le risorse economiche sullo straordinario, ma prima vengono le opere ordinarie, quindi strade, manutenzioni per i marciapiedi. Io non ho mai visto Trieste in queste condizioni precarie, e bisogna, cioè non basta l'ultimo anno prima delle elezioni per poter mettere a posto tutte le mancanze dovute quando non hanno operato negli anni precedenti. E quindi io penso che sia un punto dolente di questa amministrazione, e i cittadini se lo ricorderanno bene alle urne. Allora, telefonata da casa, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego signora. Sì, vorrei chiedere alla signora gentilmente
Sono una pensionata al minimo. Io ho sentito parlare che la regione dà un bonus, non so se lei mi può dire qualcosa. Bonus della pensione minima? Sì, minima, sì. Allora, lei dovrebbe fare sempre riferimento, intanto grazie per la domanda, alla regione, e magari lei mi scriva anche in privato. Io sono Rosanna Pucci del Partito Democratico, può scrivere alla redazione, così io mi prendo, considero questa sua richiesta e le posso scrivere puntualmente su questi bonus, quindi me la prendo in carico io. Non è aggiornata lei che se danno, perché... Ma c'è qualcosa sicuramente, ma io per rispondere in modo preciso ho bisogno anch'io di documentarmi, perché devo prendere i documenti, quindi non vorrei diffondere notizie imprecise, per cui lei mi mandi la richiesta, lasci il suo indirizzo e poi la chiamo io. Grazie la signora. Allora, volevo tornare per un attimo ancora alla questione marciapiedi, perché in particolare c'è una foto che riguarda un punto in via Gatteri, se non sbaglio, dove c'è stata anche una caduta di una signora. Sì, questa mi è stata inviata da una cittadina che lì è caduta, per cui, come potete ben vedere, si cammina su qualcosa che è irriconoscibile. Si può dire che è un marciapiede quello di via Gatteri, o è, diciamo, una stradina, una mulattiera, non è degna di Trieste, la Trieste ordinata, la Trieste d'ascendenza asburgica, ma al di là di questo, ma non ce l'abbiamo neanche nei paesetti, ecco, c'è più cura. È stata lasciata andare, Trieste è irriconoscibile, quindi speriamo che questo ultimo anno potrà spianare, diciamo, fare la manutenzione delle grandi strade, l'assessore Babuter, ma non riuscirà a fare una manutenzione completa di questa città, che è veramente messa malissimo. Ecco, c'è l'alto dell'inaugurazione delle cose incredibili e c'è il basso di queste condizioni, una città che è stata lasciata andare, e questo non è giustificabile in nessun modo. Bene, allora sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a voi. Il discorso è che voi consiglieri non è che andate in giro per Trieste a vedere i lavori che sono fatti oggi. Dico, io vedo, e tante volte, migliaia di volte ho segnalato, la non, diremo, presenza di consiglieri quando si asfaltano le strade. Abbiamo visto ultimamente che le ditte non sanno lavorare, perché vediamo gli esempi di Campomarzio, Campi Elisi, davanti all'imbocco dell'autostrada. Sono stati fatti lavori male, a gombe. Difatti anche l'ultima, i lavori di via Ginnastica che sono stati fatti durante il periodo del Covid, che hanno praticamente cambiato tutti i tubi, una cosa e l'altra, hanno asfaltato e si vede che proprio all'altezza di via Ginnastica la strada cosa ha durato? 3 o 4 anni. E allora, se non abbiamo dirigenti, se non abbiamo geometri, se non abbiamo la politica che deve vedere i lavori, allora abbiamo le strade così, perché le strade si sono rotte perché l'asfalto era povero. Vediamo, difatti do ragione a lei che abbiamo tutto distrutto. Se io vado in giro per le strade è come andare in giro col Tagadà, la via Cantù è un Tagadà per arrivare su, e tante altre strade sono così, ma non c'è nessun ispezione da parte del comune quando si fanno i lavori. Poi ho visto oltretutto che dove ci sono i cubetti, per esempio, per fare un esempio, in via Romagna, sia bassa che alta hanno messo i cubetti
tanti anni fa è arrivata la Telecom, ha fatto i lavori e invece di rimettere i cubetti ha rimesso l'asfalto. Ho telefonato 1000 volte per questo discorso, nessuno manco per i tacchi, e mi dispiace dire così. Voi dovete andare a vedere i lavori. Una volta, quando si faceva l'asfalto, veniva il geometra, prendeva un pezzo, una palata di asfalto, lo portava all'università e l'università lo analizzava. Se erano i componenti giusti, vabbè, e se no gli facevano il servizio. Oggi questo non esiste più. Questo voglio dirvi, andate in giro quando le ditte fanno i lavori. Chiuso, punto e basta. Siete pagati per questo e allora andate sia di sinistra che di destra. Non è che faccio differenze. Chiaro, grazie. Prego Pucci. Allora, innanzitutto io ringrazio il nostro concittadino per aver messo in rilevanza 2 punti importanti. Uno, la povertà del materiale che viene messo sulle strade, e l'altro la sostituzione del pavé dei cubetti con l'asfalto. Allora, la povertà del materiale io l'ho fatto presente anche nell'ultima seduta di variazione di bilancio quando ho presentato i miei emendamenti sulla manutenzione delle strade e quindi ho fatto presente all'amministrazione comunale che laddove sono stati fatti dei lavori l'asfalto, il materiale si è sfaldato, quindi è un materiale inadeguato a resistere nel tempo. Punto 2, la sostituzione dei cubetti con l'asfalto. Questo devo dar ragione al nostro concittadino perché io l'ho visto nel caso della manutenzione stradale di Via Denza. Via Denza diciamo è una strada vicino a casa mia, quindi ho curato quella strada, ho chiesto anche una riorganizzazione dei parcheggi e anche la manutenzione del tratto finale di Via Denza. Però che cosa è successo? È successo che c'è stata un'ordinanza e si hanno messo a posto, ma hanno sostituito questi cubetti con l'asfalto e certamente i cittadini e i residenti di quella zona sono rimasti insoddisfatti. E poi riguardo al fatto che noi non seguiamo i lavori, allora io sono del Partito Democratico, sono all'opposizione, ma sono io personalmente che vado a fare i sopralluoghi, tant'è vero che la maggior parte delle foto che vedete in sovraimpressione durante questa puntata di Sveglia Trieste le ho fatte io andando per la città. Io sono un tipo molto concreto, al di là che oggi mi vedete con la giacca per voi, per la trasmissione, sono una persona che gira per la città e va a documentarsi, perché io sono un po' come San Tommaso, che tante volte non mi fido di ciò che mi raccontano, perché non vorrei mai sbagliare, non vorrei mai scrivere atti con degli errori, per cui io sono una persona che si va a documentare e giro per la città anche di notte, quindi sì, io mi occupo, cioè mi sono presa l'incarico politico perché lo faccio in modo serio, questo lo posso dire. Bene, prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia da Monfalcone. Volevo dire, inutile denigrare tanto quello che viene fatto nella nostra, cioè a Trieste, non nella mia città, che poi viene fatto dappertutto. Ero a Monte Carlo per il Gran Premio di Formula 1 3 settimane fa e hanno fermato la gara per una grande buca che si era aperta sul circuito. Sono stati fermi mezz'ora e lo hanno riasfaltato con l'asfalto blu. Se succedeva una cosa del genere in un circuito in Italia di Formula 1, quali erano le vostre esplosioni? Anche questo sarebbe stato colpa della destra? Buona giornata a tutti e due, arrivederci.
Sì. Non ho capito onestamente il riferimento. Diciamo l'esempio, il paragone improbabile, mi dispiace per lei, ma i triestini sanno benissimo che le strade sono piene di buche e così anche i marciapiedi, è un paragone inappropriato, mi dispiace per lei. Bene, allora questa situazione volevo far vedere invece alla consigliera Pucci il servizio relativo al sopralluogo a Casa Caccia di alcuni giorni fa, proprio tema comunale, Commissione Comunale Lavori Pubblici, e con le parole poi dell'assessore Lodi. Sentiamo. Il Comune attualmente desidera vendere l'immobile di Casa Caccia e metterlo appunto sul mercato privato, un mercato privato che è diventato inaccessibile alle cittadine e ai cittadini, anche in virtù di quello che è stato un progressivo aumento dei canoni di locazioni dovute in larga misura alla turistificazione della città e agli affitti brevi. È stato innescato da questo rilievo di Adesso Trieste il sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Trieste a Casa Caccia, il palazzo d'angolo simbolo di Largo Barriera che al pian terreno ospita lo storico negozio di calzature Donda, l'imponente edificio ottocentesco a 4 piani, divenuto parte del patrimonio comunale a seguito di un lascito, in realtà non verrà inserito nel piano alienazioni del Comune e si lavora a un progetto per la sua ristrutturazione, come comunicato proprio in occasione dell'incontro dall'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi e dal presidente della quarta commissione Lorenzo Giorgi. È utile questa commissione per finalmente stanare una polemica che non ha senso. Casa Caccia non è in vendita, Casa Caccia non è nel piano di alienazione del Comune. I negozi sotto hanno il loro contratto, stiamo ragionando sulla sede ex Unicredit, per cui stiamo valutando con attenzione quello che può essere il futuro migliore. Tanti lavori da fare internamente al palazzo che, pur facendo bella mostra di sé, presenta condizioni di fatiscenza e impianti inadeguati che rendono necessario un progetto quanto mai ambizioso per la sua ristrutturazione, anticipato così a Tele4. Oltre 10 milioni di intervento per andare a ristrutturare l'intero immobile. In questo momento abbiamo 26 alloggi liberi, alcuni in condizioni pessime di manutenzione, quindi non è possibile affittarli. Sono immobili anche molto grandi, immobili che non hanno certificazioni sugli impianti, immobili che non hanno un accesso con l'ascensore, quindi capite la difficoltà anche poi di porli in locazione. Ma una soluzione ci viene data dal governo attraverso il piano Casa 2026, ci sarà la possibilità per gli enti locali di poter attingere a risorse importanti per andare a riqualificare immobili per finalità abitative a canoni agevolati e quindi lavoreremo in questo senso nei prossimi mesi. Allora, parole dell'assessore Lodi che spiegano come il Comune invece si è intenzionato ad intervenire e a ristrutturare. Quella commissione ci dovevo essere anch'io, ma ero occupata con gli esami di terza media a scuola, per cui non sono potuta stare lì a fare il sopralluogo. Certamente che dalle parole dell'assessore Lodi proviene una speranza per noi e quindi ben venga che si ristrutturi questi 26 appartamenti e che poi vengono date alle persone più bisognose. Che c'è un grave problema di case a Trieste, perché se da una parte noi vogliamo il turismo, abbiamo creato delle condizioni ottimali per far venire le persone, per attirare le persone a Trieste, quindi creando diciamo eventi, opportunità e quindi è molto frequentata. Dall'altra parte però è successo che i costi delle case sono venuti, cioè si sono alzati in modi incredibili, non si trovano più gli appartamenti per affittarli, per cui che cosa sta accadendo? Che le giovani coppie non riescono a trovare gli appartamenti ad un affitto, con un affitto abbordabile, perché sappiamo che gli stipendi sono fermi e quindi sono molto bassi. E abbiamo anche
quindi le giovani coppie non riescono a trovare gli appartamenti, ma diventa insostenibile non solo per le giovani coppie, ma anche per i single, per chi ha un solo stipendio o anche chi vive della pensione. Quindi si sta creando un grave problema per l'accesso alla casa. Sarà sicuramente un tema che dovrà essere affrontato in modo serio da parte della politica, con una politica per l'accessibilità alla casa, altrimenti ci troviamo che i cittadini per poter vivere a Trieste devono andare nelle periferie delle periferie. Ecco, il centro è diventato qualcosa di inaccessibile e solo accessibile agli stranieri che forti di patrimoni, non so, pensiamo agli austriaci che stanno comprando il centro città e stanno facendo elevare i costi. E quindi si sta creando, se da una parte, ripeto, il turismo ha creato lavoro, sta facendo girare l'economia, dall'altra parte si sta manifestando delle criticità per quanto riguarda l'accessibilità alla casa delle giovani coppie, degli anziani e dei single. Allora, noi ci fermiamo, anzi no, sentiamo la telefonata, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Allora, ciao Muglion, qua è Franco. Ciao Franco Palman. Allora, volevo dire una roba. Allora, voglio andare sul leggero, dopo faccio una proposta. Allora, intanto ho scoperto che l'ospite, che tante volte la è esplosiva, ho capito perché. Perché le è di origini marchigiane e le è vicino ad Ascoli Piceno. E dunque, da che 40 anni che vado a Ascoli, conosco un po' i marchigiani. I marchigiani sono fatti così, sono esplosivi, sono molto, come si può dire, puri e testardi, no? E già che mi amo quella città, perché mi amo Ascoli, perché è bellissima, anzi invito i figli che quando passate là andate a vedere che sono dei posti meravigliosi e sono una delle più belle piazze che io ho visto in Italia, che manca solo il mar come Piazza Unità, però via questo, allora arriva il caldo, ormai siamo quasi a 35 gradi, no? Ok? Allora, come ho anche io parlato, è una proposta stupida ma che può essere molto d'aiuto. Andiamo nei rioni a dargli assistenza ai vecetti che va a fare la spesa, che magari fa fatica, con gazebo, con un aiuto, con una bottiglietta di acqua, perché come che passa? Io ho fatto un esempio, no? Un vecetto che mi ha 70 anni, e ne fa piazza San Giacomo sotto i soli, va bene, la buona possibilità di non arrivare neanche a metà della piazza. Dunque se potessimo intervenire a dare, non so, un costo eccessivo, un gazebo per Rion dove che delle robe drammatiche e avere la bolletta di acqua e magari qualche dunque che misura anche la pressione, va bene? Così magari arrivano a ciò se lo tocchi le panne, andare a casa tranquillo, ma noi le certo tutti, va bene? Non è un costo eccessivo, ma sarebbe un aiuto, va bene? Per quel che riguarda quel che abbiamo, insomma, quel che riguarda il fatto di avere 35 gradi già in giugno. Pensiamo magari se avanti così, ad agosto non so cosa che faremo. Va bene? Buongiorno, grazie. Ciao. Grazie a Franco Palman, al di là dei riferimenti alle sue origini, la questione marchigiane. aiuto certo, agli anziani. Sicuramente un po' di carattere ce l'ho, ecco, se sono qui, io provengo da un piccolo paesino, i miei genitori hanno la quinta elementare, per cui il carattere fa anche un po' la tua strada, il destino, no? Ma non tutti i marchigiani sono così, poi noi siamo gente papalina, siamo stati sotto per secoli sotto lo Stato Pontificio, invece qui il territorio era sotto il Triveneto e gli Asburgo, per cui se da una parte noi siamo di estrazione cattolica, qui c'erano gli austriaci. Al di là di questo, quindi ho visto anche l'interesse che il Signore ha per me. Ecco, io non lo posso contraccambiare perché non lo conosco, mi dirà qualcosa il nostro giornalista, ma tornando a noi, ha messo in luce le criticità delle persone povere del rione di San Giacomo. Ecco,
sicuramente la politica è fatta proprio per aiutare le povere persone, chi è in condizioni di bisogno, e appunto che ci dovrebbe essere una distribuzione delle risorse in modo più serio. Noi abbiamo contestato i troppi soldi che vengono distribuiti per le lucette di Natale, anche in questa variazione di assestamento sono stati messi troppi soldi per queste cose che poi sì, vanno bene, ma fino a un certo punto. Quando si esagera poi non vanno più bene, o anche i soldi 1.200.000 euro per il cancello in Piazza Libertà, che poi abbiamo visto in variazione di bilancio non era stato neanche richiesto alla Regione. Quindi le priorità dei cittadini di Trieste sono queste che ha detto poc'anzi il nostro concittadino, che è la povertà, e si dovrebbe occupare della povertà dei cittadini. Quale assessorato? L'assessorato di Massimo Tognolli, delle politiche sociali, adesso molto indaffarato a fare gli eventi di insieme, non so, adesso quindi occupando i teatri della città per fare tanta propaganda in vista delle elezioni, che si deve, io faccio una domanda, che si deve riposizionare, visto che la lista di piazza molto probabilmente non ci sarà più, quindi invece di fare tanta pubblicità per i teatri, le feste, le festicciole, che facesse cose concrete, invece di spendere i soldi per fare pubblicità. Lo vediamo che si sta sponsorizzando sui social, quindi mettendo soldi, e quindi anziché fare questa pubblicità per i teatri cittadini, che si occupasse seriamente delle persone che stanno male, dei cittadini poveri, ecco, che andasse l'assessore Massimo Tognolli in ascolto dei cittadini di San Giacomo. Perché non lo fa? Perché invece sta nei teatri belli e illuminati, anziché andare per i rioni poveri della città di Trieste? Chiedeteglielo. Allora, un istante di pubblicità, torniamo tra poco. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste, telefonata a casa, la sentiamo. Pronto? Prego. Ok, finalmente arrivo, sono Giorgio Brusi, ecco. Buongiorno. Io volevo dirvi, buongiorno, alla ospite, no? Tutti, destra, sinistra, tutti voi, diciamo, consiglieri, quel che c'è, ogni volta per in trasmissione, ogni volta dice le cose che la gente aveva già detto, e queste, e le strade rotte, tutta Trieste sa che le strade sono rotte, tutta Trieste sa che sono questi problemi, e voi non fate altro che dire e ripetere quel che la gente vi dice, e non è mai risolto. No, viene risolto dove c'è interesse, dove c'è grossi soldi, dove c'è grossi progetti che si fa vedere una roba impressionante, mentre il resto della città, dove che diciamo sei poveretti, che non se ne hanno tanti, sei poveretti sì veramente, e dopo c'è anche la gente, ad esempio, normale, che volessi vivere tranquilla e che non vivi tranquilla proprio perché c'è questi piccoli problemi, sì, che dopo diventano enormi, che sarebbe, guardi, mi stiamo Campanelle per dire una monada, no? Vedo il ponte delle Campanelle, è ancora là, c'è mesi, io l'ho chiuso, la gente lo versi, ma è ancora là. Mi sono la roba che 4 dell'ori, neanche, ma che 4, un Salvador là, 2 che ha, in 2 ore lo ha messo a posto. Eccolo, questo intendo dire. E non c'è niente, perché
una giornata dei dos saldatori, vaffanculo, costerà 400 euro e te l'ha risolto il problema. No, c'è solo milini, magnai solo per la gente che va là, sarà il ponte, quella gente chi paga? Paghiamo noi, però non si interessa là, non si soldi. Però se andiamo a parlare della galleria di Muia, seconda galleria, ma come anche a Trieste, qua la Funivia, questo, quanti milini, ma qualche milione, ma ne ha solo dei progetti, di questo e di quello, e prima la gente, e adesso comanda quelli di destra, apriamo questi progetti, se magna soldi, fra 7-8 anni salta di balcone, cambiamo progetto, noi siamo di sinistra, volevo fare questo, volevo fare questo, e tanto la gente come noi, poveretti, no, passa gli anni, la gente diventa riccia, non ha più voglia di combattere, poi se là è tutto bene, è tutto sempre chiaramente, sapere i soldi che i contribuenti, veda, i contribuenti di dare a base dei problemi, sì, sai i ciaccole che come ho detto tutta Trieste sa quel che voglio di volta ripetere, però questo della fine, e andiamo a finire così, che le parti dove i poveretti vivi e non c'è business, va come che va. Le parti dove che c'è veramente soldoni, dove che i poveretti non ha tanta importanza perché non gli serve a loro, e i poveretti se più di quei diciamo benestanti, i poveretti non gli interessa, però i soldoni buttiamoci là, ecco, e comunque adesso ho visto qua di Tonda, quel palazzo là, buttiamo milioni da dentro per fare il palazzo nuovo, quanti dici, quanti appartamenti, milioni, e le case da CP in giro impressionanti, abbandonate. Signori, grazie, buongiorno. Grazie del suo intervento. Prego Pucci. Sì, ha messo in rilievo questo nostro concittadino la grande forbice che c'è tra i poveri e diciamo le opere che servirebbero ai normali cittadini e le grandi risorse che vengono messe per le grandi opere. Certamente una delle grandi opere che sta consumando tanti soldi è quella del progetto sull'Ovovia. Noi abbiamo combattuto anche l'anno scorso contro questo Ovovia, ma sappiamo che almeno 30 milioni sono stati vincolati proprio per la realizzazione di questa Ovovia, delle grandi opere. Io sono cosciente del fatto che i cittadini hanno bisogno nei loro rioni di opere essenziali di base, però dipende questo tanto dalle amministrazioni che sono in carica, dalla maggioranza che è in carica. Noi dell'opposizione, io sono del Partito Democratico, siamo contro l'Ovovia, contro questo tipo di opera, però siamo favorevoli ad opere come il tram o opere diciamo sostenibili a livello di impatto sull'ambiente. Ecco, quindi io sono d'accordo su quello che ha detto il nostro concittadino. Allora, ancora una chiamata da casa, poi vediamo anche le mail. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Prego. Buongiorno, un saluto a lei, alla redazione, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Ecco, ho sentito questa mattina, si è parlato molto della situazione delle buche sui marciapiedi sulle strade, cosa purtroppo sacrosanta e vera, purtroppo. Però nessuno si è accorto, ad esempio, delle situazioni delle potature degli alberi. Le potature degli alberi vengono fatte male, ma non solo male. È notorio che quando si fa una potatura in un albero che vive in città, l'area della città è più aggressiva che quella di campagna.
Questo vuol dire che l'albero diventa più vulnerabile alle malattie, alle infezioni, eccetera, eccetera, che un albero magari di pura campagna, di puro bosco. Pertanto, diciamo, ci vorrebbe che a ogni grossa potatura, a ogni grosso albero che venga, tagliato, venga immediatamente, ripeto, immediatamente, data una mano di un materiale, di una vernice che protegge, diciamo, per quell'albero. A parte i fagi, adesso sto andando a memoria, che hanno una capacità di autoguarirsi, per il resto sono tutti quanti vittime di questa, diciamo, mala gestione, diciamo, delle potature. Se voi volete vedere, diciamo, un bellissimo museo di, diciamo, alberi potati male, andate a vedere gli alberi che sono in viale Miramare, quelli sul vialone della stazione. Quelli lì sono proprio un monumento, diciamo, alla mala gestione delle potature. Poi volevo solo segnalare una cosa alla Paglia, e poi chiudo. Pucci, sono Pucci, certamente un po' apparteniamo allo stesso partito. Spiego, siccome facendo un determinato tipo di lavoro di insegnante entrambe, molto spesso venite il sabato a Trieste, allora ecco. magari sono abituati a... Ma non fa niente, non si preoccupi. Vabbè, non volevo mancarle di rispetto. No, ma assolutamente. Ecco, volevo sottolineare una cosa, che qui a Trieste, già dagli anni '80, io personalmente me ne sono occupato personalmente, c'è una rete ferroviaria che passa sotto tutta la città, già pronta per essere utilizzata, diciamo, come metropolitana leggera. Me ne sono occupato perché ho avuto, diciamo, quella volta avevo studiato, diciamo, l'analogia con le reti e le metropolitane leggere francesi. Avevo, diciamo, mi avevo fatto dare i dati, diciamo, della Francia, come si ragiona in Francia, e avevo studiato la possibilità, diciamo, di applicarla qui a Trieste. Ecco, volevo dire che è un qualcosa di poco. L'unica spesa che sarebbe da fare, grossa, le fermate, diciamo, della metropolitana leggera, ed eventualmente per il riassetto dei binari fino, diciamo, alle Nogare, giusto che ci capiamo, si può anche dare verso Capodistria. Grazie, buongiorno. Grazie. Allora, prego Pucci. Allora, intanto ringrazio veramente questo nostro concittadino perché ha fatto emergere il problema ambientale del verde qui a Trieste. Io recentemente mi sono occupata del taglio degli alberi in campo San Giacomo, tant'è vero che mi è pervenuta una segnalazione di questo taglio in campo San Giacomo, e io ho scritto proprio la dirigente chiedendo spiegazioni sul fatto di questa potatura, e ancora sto aspettando la risposta dalla dirigente comunale che si occupa dell'ambiente e del verde. Tempo fa avevo fatto anche una mozione per capire lo stato degli alberi e vedere se stavano per cadere, se erano pericolosi, e mi rispose tempo fa l'assessore Savino che l'amministrazione comunale solitamente ha un programma di verifica dello stato di salute degli alberi. Certamente che però ci sono degli eventi straordinari, come è capitato recentemente nel giardino pubblico, al giardino pubblico, che è caduto un albero. Io sono favorevole a più verde nella città, a piantare più alberi, anche perché dove ci sono gli alberi, oltre a far bene, a creare situazioni di benessere, la temperatura sotto all'albero,
temperatura è inferiore rispetto a un'area soleggiata, per cui ben venga la piantumazione di varie aree della città. E quindi io mi auguro che questo venga capito da questa amministrazione, o perlomeno se non ci sarà più questa amministrazione lo faremo noi. Allora, volevo anche girare questa segnalazione che mi arriva via mail dal signor Claudio Visintin, che dice: le chiedo in qualità di insegnante cosa ne pensa di dedicare della scuola sempre più tempo all'educazione civica, alla storia e alla Costituzione. Tutto qui, non è una cosa da poco per le nostre ragazze e ragazzi studenti. Ringrazio il signor Claudio Visintin. C'è l'educazione civica a scuola e si affrontano gli argomenti ad esempio della Costituzione italiana, i diritti civili, e però c'è anche in programma la cura dell'ambiente. Poi a seconda della disciplina, io parlo perlomeno alla scuola secondaria di primo grado, quindi le medie, e ogni insegnante fa delle lezioni di educazione civica collegando queste lezioni di educazione civica tante volte alla propria disciplina. Ad esempio, posso parlare del mio programma. Io mi sono attenuta a un manifesto della Polizia di Stato che si intitola "Questo non è amore", e per la parità di genere, e anche lì si parla di come capire se si tratta di amore o no, e quindi ci sono delle indicazioni specialmente per le donne, per comprendere se sta all'interno di una relazione tossica. C'è bisogno di tanta educazione civica, perché abbiamo visto che ci sono tanti problemi come il bullismo tra i giovani, che tante volte questo bullismo sfocia in suicidi dei nostri poveri giovani, quelli più deboli, e quindi però viene messo in atto un protocollo a scuola antibullismo, e vengono fatte sempre delle lezioni contro il bullismo o il cyberbullismo, che si attua attraverso i canali social o tramite insomma tutti i dispositivi online. E poi educazione all'affettività, anche se ultimamente il nostro ministro ha posto dei limiti, e educazione al rispetto. Questo sicuramente ogni anno, in ogni lezione il docente impartisce lezioni sul rispetto reciproco, alla convivenza pacifica, alla convivenza nell'aula, per avere un clima di rispetto e per avere rispetto anche degli adulti. Ecco, un lavoro che è continuo, un lavoro che va fatto in continuazione. Ecco, non si raggiunge mai un traguardo, bisogna sempre fare queste lezioni, ed è importantissimo fare educazione civica. Ultimo intervento flash da casa, ultima telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Maurizio e non credo più a San Nicolò. Ecco, cercherò di essere più flash possibile, ma penso che Tele4 non serva per parlare del problema del verde o delle buche, ma per delle cose più grandi, perché la nostra città sta venendo svenduta regolarmente, non so, tipo il Porto Vecchio viene svenduto per fare degli appartamenti da 10.000 euro al metro quadro, no? Ecco, e noi stiamo zitti, e tutti stanno zitti. È più importante questo che non l'alberello o altre cose del genere.
perché è inutile avere l'alberello quando non hai più la tua città, inutile avere le cose verdi quando tu non hai più dove andare e devi emigrare, dove non si sa, anche in Slovenia aumentano i prezzi, a Monfalcone non puoi andare perché è pieno di extracomunitari, andremo tutti a Udine. Ecco, quello che voglio dire alla vostra gentile ospite è che anche loro sono il secondo partito, per cui sono anche loro, diciamo tra parentesi come educazione, complici di ciò che succede, perché non li vedo attivi nell'opporsi a qualcosa. Le faccio un esempio: ieri a Ring, bellissimo intervento, molto bello, gestito da Tele4, che deve essere la voce della città per le cose vere, hanno detto che il Porto Vecchio è una parte anche che si dedica alla città. Le faccio un esempio: hanno distrutto il teatro, la sala Tripkovic, e nel grande Porto Vecchio non hanno trovato posto per fare un teatro, come aveva detto anche il signor Alessio Colautti, che è un musicista, per cui un animo nobile, no? Che pensa ai soldi. Ecco, altra cosa, in quel posto così grande, sa cosa si poteva anche fare di veramente attrattivo e unico? Un acquario come a Genova. Ecco, visto che abbiamo, per cui io... Ma era uno dei progetti che poi dopo è stato spostato dall'altra parte. Perché non rende, anche il teatro non rende, perché se il teatro rendeva si sarebbero già venduti sia il Verdi che il Rossetti per fare supermercati. Non dimentichiamoci che nella grande Piazza Unità è stato fatto un supermercato, ecco, questo dire sputare in faccia ai triestini. Ecco, quell'altro viene fuori col ponte di Campanelle, avevo già detto la mia idea sul ponte di Campanelle, e chiedo la vostra ospite allora, visto che si occupa tanto di abbiamo già sforato, se chiudiamo... No, mi scusi, la prossima volta chiamerò e dirò della lampadina di casa mia, casa rotta, che è più importante. Va bene, la ringrazio, buongiorno. Adesso rispondiamo. Adesso rispondo, così rimettiamo in ordine un po' le cose. Noi non siamo complici, anzi, noi abbiamo fatto delle proposte concrete. Io ho fatto molti emendamenti proprio su Porto Vecchio e proprio sui teatri, e poi io ho firmato proprio la mozione contro l'abbattimento della sala Tripkovic, quindi io la pregherei, prima di dire delle cose, di informarsi, perché io insieme al consigliere Barbo abbiamo firmato delle mozioni contro l'abbattimento della sala Tripkovic. E in quanto anche musicista, lo sono anch'io musicista, mi sono anche laureata, se vogliamo dirla tutta, all'Università di Pavia in musicologia, per cui io ho proposto anche all'interno del Porto Vecchio politeama, ma appunti, enti per lo sviluppo di Trieste che dessero lavoro ai cittadini di Trieste, ma sono stati bocciati. E quindi io lo ripeto tante volte che il nostro sindaco di piazza aveva promesso un teatro, dopo l'abbattimento della Tripkovic aveva promesso un teatro in Porto Vecchio, ma l'abbiamo visto? No, quindi forse lei che forse è poco informato, ci ha messo tutto nello stesso calderone, ma noi non ci andiamo nello stesso calderone della destra, noi siamo altra cosa e siamo persone che abbiamo proposto delle cose utili per la città di Trieste. Grazie a Rosanna Pucci del PD, pubblicità, e ritorniamo tra poco con Alessio Colautti e con Michela Vitali, a tra poco. Arrivederci. Bentrovati alla seconda parte di Sveglia Trieste del sabato, o meglio, come dicono molti, pausa Colautti, visto che non si parla di politica, no? Ciao Alessio, bentrovato. Buongiorno, ciao Marco, buongiorno a tutti, buon sabato. E un grande abbraccio anche a Michela Vitali, attrice Saluto che a tutti. è con noi questa mattina assieme ad Alessio per presentare anche una serie di iniziative che fate insieme e poi per qualche, diciamo così, regalo tra la musica e la poesia. Poi vediamo cosa succede, qua siamo... Marco, scusa, posso dirti subito così... una roba? Guarda. Parlami in triestino. Sì, guarda che roba qua. Cioè, queste scarpe neanche Corrado Tremul che ammazza un coccodrillo? È coccodrillo dall'Alabama, cioè neanche Corrado Tremul che accompagna. Sì. È un coccodrillo di Colonkovec questo.
Sì, di quei che si impattò, sì, cioè, notare, prego, c'è tremolo, no, Sentite sono venuto oggi per farti fare questa inquadratura, tutto il resto del paesaggio. Dico finì, ecco, il corollario. Per cui te mega portata, adesso mi tocca a me, no? Devo sbrigarmi la mia, adesso file 10:15 ho capito. Molto bene. Alessio, allora, intanto so che c'è un importante appuntamento a cui tieni in modo particolare, legato a questo concerto, se non sbaglio, con l'associazione dei parkinsoniani di Trieste. Sì, che poi è una roba che lega anche un po' me e Michela, perché parte, allora andiamo dall'inizio, oggi pomeriggio alle ore 18 al Teatro dell'Angelo in via Risorta, festa d'estate con dell'associazione Parkinsoniani Pegaso Trieste, con il coro Parcheisoni invece i canta, diretto dalla mitica maestra Antonella Grosdovin, gli allievi attori del laboratorio di espressività teatrale che tengo io. Sarà un pomeriggio con una cavalcata dal Cavallino Bianco, passando per Benigni, Piovani, con quanto insomma tantissime canzoni e alcune note storiche, la presentazione degli attori. Un modo anche per salutarsi per la fine dell'anno accademico, scolastico, diciamo così, sociale, per poi darsi l'arrivederci ad ottobre, quando ricominceremo le attività. E dico che la cosa è un po' legata a Michela, perché nel coro Parcheisoni invece canta c'è una bellissima componente del coro sottovoce, dove canta la mamma di Michela, che alla soave età dei 96 compiuti a febbraio, ecco, la canta in questo coro diretto da Cristina Bressan, che salutiamo, e quindi c'è questa bella sinergia. Invito tutti a partecipare, anche perché quello che può sembrare una piccola cosa per noi è in realtà un enorme impegno e sforzo per questi miei ragazzoni particolari che hanno questo compagno di vita piuttosto fastidioso che è il Parkinson, e che mettono tutto il loro impegno perché poi ricordiamoci che la musicoterapia e la musica corale curata da Antonella Grosdovin e la mia espressività teatrale rientrano in un ampio ventaglio di offerta per il trattamento e anche quasi, oso dire, la cura del Parkinson, perché il Parkinson, lo dimostrano convegni molto importanti, non si cura soltanto con pastiglie, trattamenti medici, i quali non vanno mai sottovalutati, ma si cura anche in questa maniera ed è molto molto importante. Entrata ad offerta libera, quindi per un pomeriggio così, invito tutti. Allora, a proposito invece proprio della collaborazione di uno spettacolo che vi coinvolge entrambi, la stagione di Un Touch al Miela, che parte lunedì, se non sbaglio. Giusto questo riferimento, Un Touch al Miela, Amor non se brodo de fasoi? Sì, perché il Touch al Miela è il nome, e adesso parliamo così in triestino, il Touch al Miela è il nome della stagione intera. Okay. E dopo ogni spettacolo ha un sottotitolo. Della stagione estiva. Esatto. Sto anno, tra l'altro, Michela lo sa perché la con noi dall'anno scorso, l'organico, erimo in giardino pubblico, ma in giardino pubblico non erimo solo noi, era anche certe pantigane grandi come un avambraccio. Dopo si casca anche l'albero, tra l'altro. Sì, appunto, dopo che abbiamo cantato noi si casca l'albero. Ma noi avevamo un camerino e poi ne toccava cominciare alle 9 di sera, perché bisognava aspettare scuro. Qua invece cominciamo alle 6:30 dopo pranzo, quindi è molto più facile. Avevamo l'aria condizionata in teatro e quindi è una roba. E Michela cura in tutti e tre. Il primo è Amor non se brodo de fasoi, e il 13 luglio che avremo Vanoni Paoli, una lunga storia d'amore, e l'ultimo in agosto che avremo Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, il grande repertorio del quartetto eccetera. Allora, Michele, ci parli di questo triestineggio, del cantonzin in Triestin, che è la tua, diciamo, parte introduttiva di tutti questi spettacoli. Sì, guarda, un cantonzin in Triestin è nato, mi piace contarlo perché così anche
Sapevamo benissimo come che si è fatto Alessio, no? Sapevamo che Alessio è quella anche dell'ultimo momento, ma delle idee, delle belle idee dell'ultimo momento. Quindi l'anno scorso mi telefona o mi manda un messaggio addirittura o su WhatsApp e mi dice: ascolta, te volessi partecipare con ciamassimo un cantonzino in Triestine, te parleria di qualcosa di particolare della nostra città. Sì, che dico, ma mi pensavo a ottobre, no? All'inizio della stagione. Con calma. Con calma, ho detto sì, non c'è problemi, ho tanto materiale, ma veramente tanto. Quando dovessi? Domani, come domani? E così è nata questa cosa. Sembra bene perché poteva essere la sera stessa, quindi... certo, tipo fra mezz'ora. Del no? resto ti ha risposto con tanto materiale, quindi come dire... Sì. Infatti, è andata benissimo, piasso questa cosa, tanto che quest'anno insomma ho un po' di più tempo per poter organizzare e quindi farlo a tema, perché in realtà, ti dirò, Lori aveva già provato, Lori cantava, era l'Elisa Colummi e non mi ricordo chi era ancora. Francesca Marsi, Sibilla Serafini era con noi l'anno scorso. Che saludemo e quindi tutte le saludemo, no? Tutte. Lori che aveva già provato, quindi sapeva cosa che avessi cantato, qual che era l'argomento della serata, mi no, quindi un cantonzino in Triestino ho detto mi conto robe, dirò robe, farò robe e così si andà, insomma, e la gente che ha piaciuto. Quest'anno le robe che conterò le sarà inerenti all'argomento che dopo tratterà Lori cantando. Noi me la sa cantare, Mai dire mai. Magari non te l'ho ancora detto, quindi ti dico lunedì mattina. Chi può dire? Durante le prove. Capace di domandarmi, non so, qualcosa tratto dall'Hernani, perché conoscendo... Sì, si ridesti il Leon di Castiglia, magari in versione corale con tutte le armonizzazioni, sì, perché no? Sì, 5 minuti prima, no? Certo, Giusto il tempo di scaldare la voce. Sì, giusto per... No, anche perché Michela, tra l'altro fresca, recente, di un premio dato dal sindaco. Anche noi lo facciamo premio. Perché anche questo se deve ridere, come se arriva la lettera, verso le mail, vedo scritto il comunque, dico, oh mamma mia, mi ho dimenticato di pagare le scovazze, penso, cosa che di dirmi il comunque. E quando che ho letto, se sta per me una grande sorpresa, ecco, questo riconoscimento per portare avanti la tradizione, come tanti colleghi, però evidentemente forse il premio e il riconoscimento si è stato dato perché col maestro Bruno Jurcev, che saluto e col quale collaboro, e anche Alessio collabora, e siamo legati entrambi al maestro da grande affetto, oltre che da lavoro, da professione, diciamo. Mille amicizia con Jurcev mi ha costato un matrimonio, perché è un spettacolo con lui che ho conosciuto Giorgia, quindi volevo dire che forse Jurcev aveva ecco. No, vabbè, ma insomma, non tutti i mali vengono per noi. C'è qua una poesia bellissima che leggerò dopo su questo argomento. Giorgetta, te ha tutta la mia comprensione. Sì, tutti noi, certo. Sì, una santa. Allora, noi andiamo un secondo di pubblicità, poi torniamo anche con uno spazio poetico e musicale, chissà cosa succede. Bentrovati in diretta ancora con Michela Vitali e Alessio Colautti. Siccome stavamo triestineggiando prima, continuiamo a triestineggiare anche adesso, e parlavo con Michela e domandavo insomma relativamente ai suoi impegni eccetera, e lei mi contava che è andata a parlare in radio dei mestieri delle triestine. Delle donne triestine, perché le donne triestine che avevano una marcia in più tuttora, però noi parliamo del primi Novecento e non ero ancora nata, però so... La dici sempre così, ma dopo... Mi so perché sono arrivata poco dopo. Mica faccio le agibilità EMPA, se vedo la data mi posso dire. Ecco, te puoi dirla, dai, ho appena fatto gli anni, appena fatto 61, quindi insomma... Ecco, penso, la mostra 60, così, la regalai. No, che tra l'altro quando te mi hai detto dei mestieri di Triestine, mi è venuto immediatamente in mente l'inizio del libro Il gelso dei Fabiani, che spiega proprio un po' il clima relativo a Cittavecchia e alle donne triestine, perché parti tutto proprio dalle donne. Guarda, proprio di quel libro si parlava ieri che te ho detto che sono andata ospite in una radio, si partì proprio così, la speaker, donna, mi ha detto tu mi parli dei mestieri delle donne triestine, mi viene in mente l'inizio del gelso dei Fabiani. Un libro meraviglioso, veramente. E le donne triestine, te sai cosa che mi mega colpì? Tutti questi miei spettacoli dove mi parlo di donne,
triestine in primis, ma anche di donne che si passate per Trieste, che ha fatto comunque nel mondo dello spettacolo la storia di Trieste. Aveninchi, una di queste per esempio, che a Trieste ha vissuto e però non è nata qua, e altre donne, ma anche Marisa Bartoli, figlia del sindaco, attrice, quindi triestina, però no triestina, era istriana, però comunque che ha portato la propria arte a livello nazionale, e tante altre donne. Adesso tira fuori Fedora Barbieri, che penso, nata a Trieste, che però penso che pochi ricorda. Alessio sicuramente sì, vedo dalla faccia. Beh, anche perché ricordiamoci che Fedora Barbieri si era accorto della potenza della sua voce perché la faceva la Venderigola, insomma, esatto. Cioè, da questa potenza della voce che ha intuito che con metodo e studio fossi diventata una grande cantante. Esatto, questo Iara, forse questo manca adesso, l'ascoltare le persone anche nelle loro faccende quotidiane, perché veramente Trieste sta fucina dei talenti, forse meno riconosciuti di tante altre città, soprattutto nel mondo femminile. Parlare dei mestieri delle donne triestine, mi ho raccolto informazioni perché appunto ho una certa e quindi ho conosciuto donne dell'età di mia mamma, che avevamo detto 96, 90, 85, che mi contava cose, per esempio una cosa che mi ha colpito tantissimo se sta, le donne triestine guardava sempre negli occhi il proprio interlocutore, sia che sia uomo, che sia donna, che sia chiunque, ma non per un atteggiamento di sfida, ma proprio per la consapevolezza della propria autostima. E questo è una roba che mi assai piace e mi riconosco in questo, e riconosco tante donne che frequento e che vedo e con le quali condivido esperienze lavorative, che effettivamente questo è rimasto. È una roba bella e interessante. Non stiamo a far parlare solo a me. No, certo, no, proprio il carattere, no? prima di tutto delle donne certo. triestine. Questo deriva da una grande componente, le donne triestine deriva dal grande matriarcato ebraico, esatto. La grande conformazione ebraica. Penso una su tutte, de famiglia anche in parte ebraica, la nostra mitica grandissima Ariella Reggio, che in anni non sospetti andava in tournée nel sud Italia negli anni 50, finita una prova in teatro, è andata a bere qualcosa. In bar, stavo per citare lo stesso esempio delle donne. E il maestro del teatro che ha detto: la guardi, non mi stai a creare imbarazzi, non la vedi più, perché tutto uomini non era il caso. Insomma. Sì, cioè, quindi, per Ela era normalissimo per Ela. Te posso dirmi che sono innamorata della Sicilia, che la gona il cuore, che appena che posso vado. Mi è capitato in tempi più recenti, perché parliamo 2018-2017, di andare con una mia amica a prendere un aperitivo ad Acireale e dire: ma non siete accompagnate? Certo. Quindi... Sì, situazioni per noi assolutamente impensabili. Dopo, citando sempre quel libro, c'è l'altro risvolto di quel libro, cioè che sta tutto nel sottotitolo, no? Quei 100 anni di pace sul Carso. Sapete, certo. Sa che con un pallino da questo punto di vista della provincia del cuore, no? Cioè quell'area in cui noi si sentiamo a casa, certo. Che può essere Trieste, che può essere Istria, che può essere Carso, certo. Che per noi, no? L'area giuliana. Come dire, è stata vissuta tutta assieme, indipendentemente dalle lingue. Adesso l'Europa, insomma, va avanti, dopo va anche parecchio in Rio, però quel libro spiega come all'epoca era esattamente così. Ma perché mi non voglio dire, perché torno sempre là anche mi, ma vabbè, noi messa sotto porta. Noi con l'impero eravamo già molto più avanti di quel che era il resto. Cioè l'impero era già un conglomerato di lingue, religioni, costumi, usi differenti, ma tutti uniti, quel che l'Europa molto probabilmente volessi, ma non arriva a fare. Certo. Telefonata da casa, se no il nostro amica rimani impiccato sulla cornetta. Pronto? Mi sa che lo abbiamo perso. Pace prima su. Faremo un minuto di silenzio, se andiamo avanti con il lavoro. Vabbè, tra l'altro te citavi anche termini prima insieme ad Alessio, no? Le sessolotte per via della sessola con cui si tirava su il caffè, giusto? Sì, non solo, cereali, legumi, tutto quel che arrivava in porto. E tra l'altro una roba curiosissima delle donne che lavorava in porto, noi adesso in qualche documentario o comunque grazie anche al fatto che ormai il mondo, gente che va e gente che viene, vediamo delle donne magari dell'Africa
che ha i fioi ligati a petto con un linziolo. O anche in schiena. O in schiena, Come no? esatto. E queste donne, intanto che le ciacola, Michela, che se mamma, sa benissimo che per un piccio sentire la voce della propria mamma, anche con le vibrazioni che dà il corpo della mamma, tranquillizza la creatura. Le donne in porto, siccome Maria navigava o lavorava anche loro, intanto che le lavorava, le cantava, uno per darsi il ritmo nel lavorare e due per cantare, per tranquillizzare sti fioi che le portava a drio e le aveva rente del corpo, taccai, per tranquillizzarli. Anche in questo... Ore sulle ore, fra l'altro, perché le lavorava a Cottimo, le Cottimo, sessolotte, esatto, quindi le esatto. si portava anche il lavoro a casa. Certo, E certo. spesso le veniva, come che disi il testo di una canzone di Edoardo Borghi, de Rena, de Via Giulia, de San Luigi, le veniva a Pie fino in porto la mattina presto per andare appunto a lavorare e poi le si portava i sacchi sulla testa fino a casa. Da San Luigi in porto a Pie, adesso... Certo. Tra l'altro, citando un altro rione storico, Servola, ieri sera ero a Servola per un evento della Servolana Basket che ringrazio perché è una di quelle società che sta creando aggregazione con il campo da basket, con il Torneo San Lorenzo e sta sostituendo, diciamo, quel che era altri tipi di situazioni di Servola. Una volta era il carnevale, le osterie, altri tipi di momenti di aggregazione, adesso c'è la pallacanestro e devo dire che su questo c'è un bel lavoro non solo sportivo ma anche sociale. Detto questo, Servola ieri invece le pancogole. Come no? Certo. Pancogole, come no? Scusa, posso dirti prima che se impicchi un altro? Ecco. Pronto? Pronto? Prego! Sono Luigi. Questo sono Eccolo! Ale. Sì, il fautore della pausa con la Utti. Sì, ma per poter, come ho detto l'altra volta, insomma, se dovrei candidare sindaco e introdurre la pausa con la Utti, se no qua non arriviamo da nessuna parte. E intanto saluto con la U il maestro. Buongiorno, buongiorno. Dato che è affiancato da una ospite, che mi sembra di conoscerla, non so adesso, per il ministro di Borgo San Sergio, quindi vabbè. Può darsi che sia la stessa persona. Insomma, femmola cantare, dato che si canta melodie triestine, femmola cantare, perché no? Ma dopo ciò con l'armonica faremo una cantadina dopo, dai. Ah, ecco, allora sì, perché all'inizio di mattinata Sveglia Trieste ha messo già una politica e già mi stava venendo un mal da testa. E insomma con la pausa mi si andava via il mal da testa. Bene, sono come il moment. La guardi che mi dico sempre che con la Utti se meo di una pastiglia è sicuramente meo di una supposta. Ma sicuro, guarda, sicuro, perché qua se le mettiamo tutti insieme effetti taumaturgici, i nostri governanti non ne viene fuori uno buon. Va bene, ecco. Grazie mille. Salve, ciao con la Utti. Arrivederci. Va bene, insomma, il nostro abitué, diciamo così. Cioè, e lui può brevettare alla SIAE, cioè registrare il marchio pausa con la Utti. Pausa con la Utti. Sì, se mi chiama per una pausa con la Utti deve riconoscere i diritti, cioè, come si chiama Luigi? Il signor Luigi, sì. Non Luigi con due G. Luigi, scusa. Sì. Pensavo, non avevo capito che non gli era di Trieste. Badocco. Se quel che sei 30 anni che sta qua parla proprio di Riestingo e mi dice che non sono di Riestingo. È un po' di quel che si chiama. Chiaro. Anche perché non si sente più parlare di Triestin, esatto. restando in Però tema. te vedi, questo è il bene anche della nostra città, perché il Triestin è una lingua franca, cioè fino agli anni 20 dell'Ottocento a Trieste parlava un dialetto che aveva a che fare con l'Adin, con una roba. Certo. Dopo, per esigenze del Porto Franco, gente da tutto il mondo, bisognava avere una lingua che capissi tutti e si è adottato una derivazione del veneziano, che è il nostro Triestin. E tutte le persone che vengono a Trieste, che dopo un po' di anni sta a Trieste, la maggior parte, non tutte, ma tacca a parlare Triestin, perché se senti parte... Questo è meraviglioso, secondo me. Cioè, dopo viene fuori delle robe così, diciamo, folcloristiche, però
No? Dopo ti tocca come a me in Sicilia che la mia amica mi ha detto scusa ma cosa vuol dire odore di freschin? Certo. E mi sono ritrovata un pochettino, certo. come che la spiego? Certo, ero in Kimberley insomma. Certo. Odore freschin non sei male. Non sei traducibile fra l'altro perché... Certo. Deriva dal fatto, diciamo da cosa che è l'odore freschin, che è l'odore tipico del pesse, arriva dal pesse e se lo aveva chi che lavorava col pesse fresco, freschin, da là vi infora tutto. Ecco, certo. questo è... Insomma, questo è anche, come dire, anche il fatto che persone da altre parti d'Italia poi parlano triestino, eccetera, fa parte anche insomma della trasmissione, della trasformazione della lingua, ma anche del fatto che così il più possibile cerchiamo di conservarla, perché il vero rischio è questo, no? Che i bambini non parlano triestino e che magari tra 20-30 anni se troviamo Ma guarda in che, circolo a parlare di guarda Marco che grazie, e questo mi piace anche citarli, grazie ai Giuliani nel mondo, che è un'altra roba che unisce me e Michela, perché Michela ha l'attivo delle bellissime trasmissioni proprio per i Giuliani nel mondo, mi invece che ho avuto la fortuna insomma di andare dai Giuliani in America, a Monaco, a Roma, a Milano, è impressionante sentire persone che ha conservato il triestin di 70 anni fa. E cioè mi trovo gente che sta a New York e parla il triestin che parlava mia nonna, e dopo la meraviglia è che cotetacchi son lontano te puoi ingrumare per terra le lacrime, è stupendo da provare sicuramente. È insomma la lingua del cuore che resta. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno ai gentili ospiti. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa. Deve parlare dell'assessoleota. Mi trovo una parola che non arrivo a inquadrarla. È il mocador. È il mocador. Mocador. Buona domanda. Mocador. Ma mi viene per assonanza, moca o mocarse? O mocarse la il matto che se la moccada, penso, ma vado a tentativi. Vi era una fascia che si metteva sulla pancia, no? E dopo se la metteva anche in testa, e quando io usciva dal porto quella fascia era piena di caffè. Ah, te ga capì. Ma bellissimo, grazie di questa bellissima cosa. Roba, splendido, grazie tante. Grazie. Ancora una cosa. Ma nel senso che se portava via il caffè e se la moccava, no, se la moccava. E poi da là probabilmente arriva me la moccata. Certo, interessante tutto, però. Poi a San Francisco c'è un locale che si chiama Al Sardon e là si parla il triestin che è incomprensibile per noi oggi. Certo, dovevo andare là al Sardon. Io a New York ero al ristorante Principe dove tagliava cotto in crosta, abbiamo fatto una serata triestina memorabile e era gestito dal principe dei prosciutti, ecco, quindi ho provato sta roba. Al Sardon a San Francisco, bellissima storia, grazie mille. Questa del mocador te può rivendere. Grazie mille. Ma questa me la metto in archivio, grazie a questo gentile ascoltatore che ne dà questa pillola di saggezza che veramente inseriremo nei nostri... se non sa Michela che è la più vecchia qua dentro è una roba interessante. Anche perché pian pianino portando a casa un po' di chicchi al giorno... sì, viene fuori un altro, appunto, un'altra stagione, insomma. Sì, anche perché i portualini, insomma, erano poco famosi per questo, ecco. Diciamo che qualcosa, restava... Restava attaccato sull'amante. Ma sì, ma non era che sa... Se umido, se tacca il zucchero, se tacca ma non è per volere. Succede, insomma. Sì, Allora, pausa e dopo movimentiamo anche un po' la situazione. Austriacante, tirolese, stiriana. Una cosa proprio Tirolo puro, Kufstein. Sì, ti manca solo il, come si chiama, l'Oden con i corni, quelli che ti si mette d'inverno. Sì, i corni viene soli, il Loden che vuol ciorlo al monte, che lo no, può noi portare. viene soli, che no, bisogna anche questo è vero, bisogna fabbricarli con impegno. Sì, però i vieni, volendo i vieni. Ma ecco. no. Sempre un saluto a Giorgia che si sente.
Poi dopo sicuro mi manda un messaggio. E tra l'altro, dopo di questo parleremo, lunedì distribuiremo anche i programmi del, questo so che piace a Marco, il Kaiser Monat, perché è la terza edizione del mese dell'imperatore, che se verzi il 3 di agosto al Sartorio, e dopo il 18 agosto genetliaco dell'imperatore. E neanche sto anno non te me gaccia mai, ogni anno te supplico. Ma se presto, dai, più austriaca di me non esisti. Se poi dovessi vederla in Dirndl, cioè se proprio la parona, te dà. Ma guarda che a vedermi pareria di no, ma mi sangue stirianogo, perché mia nonna era de Graz, in Graz che buona. Anche questo ne liga. Molto Però faremo questa cena dell'imperatore, dove tra l'altro all'inizio si canterà l'inno imperiale. Ricordiamo che non si chiama inno imperiale, ma per volere dell'imperatore si chiamava Volkshymne, inno dei popoli, perché ogni popolo lo cantava nella sua lingua. E dopo che avremo poi sarà un antipasto de Speck del Südtirol con pretzel, canederli a formaggio con burro di malga, ricotta affumicata, Kaiserfleisch, carré affumicato, e gran finale di quest'anno è il Kaiserschmarrn, che è la classica. Penso che sia nato da uno sbaglio, perché era una frittaia per il Kaiser, che il covo se la dimentica. Come dire, lo chiama dolce, ma praticamente è un piatto unico, nel senso che. Sì, è come i gnocchi dei Susini, non si può vendere per dolce. Ma mangiare poi per il dolce te sono rovinati. Esatto, ma scusa, adesso come parla, tanto fa la sonno. Sì, perché a sto punto. Kennst du die Perle Tirol, da steht in Kufstein, das kennst du wohl, an Rand von Bergen, so friedlich und still, ja, das ist Kufstein, dort am grünen Inn, ja, das ist Kufstein am grünen Inn. Bei uns in Tirol, as Chor das Weinteil aus Südtirol, Baden kann Kufstein, Baden kann Tirol, mein liebes Städtchen, lebe wohl, wohl, mein liebes Städtchen, lebe wohl, lebe wohl. Bei uns in Tirol. Ale! Oh, che ricordi, Alessio, sono tornata in Rio da 100 anni ormai. Allora, te vedi che la Liga. No, perché se la torna in Rio, scusa. E se mi ricordo vuol dire che ne go anche di più. Ma questa ti riporta subito proprio il primo accordo, sei già. Ma anche perché mio zio e mia zia a Graz, tante amici, Onkel Hans, cantava. E cantava in Jodel Go delle registrazioni che ti farò sentire. Beh, loro molto probabilmente a Graz canta si Slein und die ist heute das steirische Brau, Hollario, a Kurbischen steht's und da Stauzempfen drauf, Hollario, sie Slein und die ist heute das steirische Brau, Hollario.
Hollario en Hollario, 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 io vado si sta steirische Brauch. Questa conta proprio l'uso alla stiriana. Ecco, ti dici che sei a cantare ormai anche alle 9 del mattina. Sì, lui sì. Beh, ma questo insomma. Ma mi sono come i vecchi, mi sveglio presto. Michela, invece, ci hai preparato qualcosa, mi dicevi prima? Sì, per le Anzi, te ne hai preparato. Sì. Scusa, sì, mi sbrissa. Guarda. Sì, no, nel senso che con Alessia sono abituato. Sì, mi sbrissa il italiano. Ti sbrissa ogni tanto di parlare in ciccera. Quindi, come dire, normalmente no. Ecco. Allora, il bello di questi miei appuntamenti che rubando che è il titolo di una poesia di Anita Pittoni, ahimè, altro personaggio triestino importantissimo e poco ricordato perché insomma via di una targhetta in via Casa del Risparmio 1 dove Kelag aveva il salotto, purtroppo la gente non sa della sua esistenza e potessimo anche parlarne, non ne basta il tempo che avevamo ancora. E fermite con me, che rubai il titolo di questa poesia per fare questi appuntamenti col dialetto che mi faccio a Borgo San Mauro, ma che udite, visto che tanta gente mi ha detto ma perché fin lassù che pareria che sono all'estero, ecco, che fin lassù un pubblico della su fra l'altro, ma anche tanti che viene da Trieste, ma chi che non ha la macchina, o anche chi che viene da Monfalcon, ma chi che non ha la macchina mi dice perché non te fa a Trieste, quindi stavo lavorando per poter portare i miei fermite con me a Trieste con la prossima stagione invernale. Comunque il bello di questi appuntamenti è che mi viene in continuazione persone e mi porta libri. Mm-hmm. Ma libri, questo lo proprio porta fisicamente perché se vedi che non è un libro nuovo, è un libro che si sta stampato un sacco di anni fa e che ha dentro poesie in dialetto triestin bellissime che mi personalmente non conoscevo. Genesè per esempio una che ho scelto per voi oggi, de Felice di Giuseppe Venezian, che è quel di via Felice Venezian, che era un grande artista che fra l'altro conoscemo perché lui ha fatto Gigia col Borinetto, quindi ha scritto queste ed altre canzoni, fra l'altro quando si manca i suoi parenti ha creato un libretto in vernacolo che ha distribuito solamente agli amici, mi ho cercato per tutto sto libretto, magari anche in ghetto, da quelle parti là, ma purtroppo non se lo trova. In compenso ho trovato questa poesia che si intitola El matrimonio disgraziato. Visto che a Mornos e brodo de fasoi, go pensate portarvela. Me scampa la pazienza, non se può essere santi. Se tiro un poco avanti, finisco col scioppar. Sta baba dispettosa, se sempre in una guerra, la pesca sottoterra, ragion per taroccar. A cavarmela alla svelta, chi me insegna in carità? Tutto l'oro che c'è al mondo per goder la libertà. Già prima che spuntasse i denti del giudizio, son corso al precipizio e me son incadenato. Volevo fare il furbo, drizzarmi un fiale coste, i conti senza l'oste go fatto, e ben me sta. Coi fioigo mille intrighi, per sparagnar parole, li tegno nelle scole a forza de sudor. A nozze contro genio, che manca il fondamento, che vol per condimento la droga dell'amor. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ecco, e qua che ne c'è veramente tante, si chiama Trieste vernacola, insomma. No, è bello proprio vedere la rilegatura. La rilegatura, il fatto che c'è proprio insomma, qualcosa che sa di antico. E per dirte, le persone mi portano questi libri e me li dà come se fossi delle reliquie. In questo caso me lo ha regalato, quindi è ancora più prezioso, ma tante persone mi portano dei libri e mi dicono, te prego, tornime, e mi ho fin paura di far fotocopie, perché sa che qualche volta te li verzi e te ha paura che si rompi, e allora me li trascrivo sul computer. Te vedi? La do per computer. Sì. Sì, perché sono anziana, però... Sì, pensavo l'Olivetti... Perché mi dici, mio figlio, mamma finisci la far con quel cellulare come che fai i vecchi. Pronto, buongiorno. Oh, che allegria sentire cantare dal vivo e recitare poesia. Buona giornata. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Ciao Claudio. Compreso il conduttore e Marco, in questa buona e calda giornata è una vera e propria sveglia culturale che ci fa
e che mi fa sobbalzare il cuore di gioia. Resto assolutamente estasiato di fronte alla magnificenza di questo incontro. Il grandissimo maestro Colautti ha saputo toccare le corde più profonde dell'anima, ingentilendo la giornata con la grazia, l'eleganza e l'immensa grandezza di chi? Michela Vitali, la Nostra Signora del teatro del Ciuffo Rosso. Una sinergia rara, preziosa e pura poesia in movimento. Da parte di Claudio e Graziella un abbraccio colmo della più profonda stima e ammirazione per questi straordinari protagonisti della nostra cultura, che il sindaco ha premiato Michela, adesso aspettiamo Alessio. Vi saluto con immenso affetto e con il cuore pieno di gioia. Viva l'arte, viva la bellezza, viva Sveglia in Colautti. Un saluto a Giorgia, Cristina, Massimo. Ciao ciao. Buona giornata. Grazie, Ciao, grazie al nostro amico Grazie, Visiti. Claudio. Che si sta ingroppando? No, ringrazio. No, Claudio sta gentilissimo anche negli scorsi giorni. Si è fatto promotore di questa cosa su Facebook, mi ho detto più volte, non voglio nessun premio, non voglio nessun riconoscimento, la carriera si è appena, no all'inizio, ma insomma c'è molto da fare, la carriera, i premi si dà per riconoscere una carriera molto avviata, come sta nel caso di Michela, grandi obiettivi, mi ho ancora molto da fare, ringrazio molto. Insomma, il mio premio è l'amicizia delle persone, il teatro Pien, per me questo è il più bel premio. Grazie comunque Claudio e Graziella, sempre presenti con i loro commenti, con le loro... che ringrazio sempre. Sì, perché se posso dire, è il bel è proprio condividere anche l'amicizia. Con Alessio noi ci conosciamo da tanti anni, che sta un periodo in cui abbiamo avuto anche delle questioni per le quali non si capiva. Noi abbiamo cominciato con una buona, no all'inizio no, dopo che abbiamo fatto una buona baruffa, ma proprio... Ma soprattutto per colpa mia, perché di solito sono mille... Ma questo si sa. Non correva che te dici, questo volevo dire. Sei a posto, diciamo adesso, no? Ma sì, ma guarda, se sta bellissimo ritrovarsi, ma ancora di più, forse che voleva sta baruffa. Sì. Perché adesso non abbiamo più paesi sulla lingua, no? Se domanderà a tutti perché a questo punto, lo dico subito. Ma robe di famiglia. Ma robe, lascia stare. Sì, vabbè, abbiamo pagato e basta. Se l'abbiamo aspettata fuori e là l'abbiamo sistemata. Sì, le cacciapate fuori. Scusa, mi ha dato un ratapalz di quei Un ratapalz. Ecco, a proposito dei termini... Dei termini in disuso oramai. Ecco, dei termini, un'incarottada. Pronto, buongiorno. Buongiorno, quasi Gianni. Ciao Gianni. Buongiorno. Che cos'è il signor Colautti? Mi è difficile da telefonare, anche se non è che sono in gambissima. Siccome parlavi delle mule triestine prima, quando sei venuto in Italia qua, i gag gridare lo scandalo, perché le nostre donne andavano solo a bere caffè, a fumare, a sentarsi, e invece qui che sei venuto qua, io avevo una chiusura verso questa roba. Ma dopo voi che avete parlato, quel che mi sta abbastanza così, mi fa piacere, che avete parlato dei gesso dei Fabiani, ma che abbiamo già parlato altre volte. Ma volevo dire anche che il signor Renato Ferrari ha scritto il caffè Ferrari ai volti di Chiozza, ed è importantissimo leggere. E dopo me la sei unica, perché volessi dire anche altre, ma sembra questa zitto. Guarda, c'è un libretto che mi l'ho scelto già 2 anni fa, adesso non so come che non c'è, a me mi piace tanto, c'è del signor Vigini e si chiama Ciaccole Agropala. Se vuole far doridade, comprelo. Bene, grazie a Gianni che ci ha dato anche il consiglio. È un consiglio che mi davo sempre a qualche mezzo libro che lo passiamo. Certo. Grazie. Gianni, la ringrazio perché ogni suo intervento è come un abbraccio. Grazie mille.
Grazie ancora all'amico Gianni per aver chiamato. Suoniamo qualcosa di Triestina a questo punto. Però, sì, no? Cioè, torniamo verso casa. La mula de Parenzo ha messo su bottega, de tutto la vendeva, de tutto la vendeva. La mula de Parenzo ha messo su bottega, de tutto la vendeva. Ora che bacala perché non m'ami più, la mia amorosa veccia la tegno de riserva, per quando spunta l'erba, per quando spunta l'erba, tutti la vecchia la tegno de riserva, per quando spunta l'erba la meno a pascolar perché non m'ami più. Tutti mi chiamano bionda, ma bionda io non sono. Porto i capelli neri, porto i capelli neri. Tutti mi chiamano bionda, ma bionda io non sono. Porto i capelli neri, sinceri nell'amor perché non m'ami più. Sei mari fossi de Toccio e i monti de Polenta. Oi mamma che tocciade, oi mamma che tocciade. Sei mari fossi de Toccio e i monti de Polenta. Oi mamma che tocciade, polenta e bacala perché non m'ami più. Me piaci goli con le luganiche, Marietta dammeli per carità, Marietta dammeli per carità, Marietta dammeli per carità. Me piaci bigoli con le luganiche, Marietta dammeli per carità, Marietta dammeli per carità, per carità. Ale! Ecco, e a proposito di contaminazione, questo Sì. ultimo, questo è uno dei più famosi Ländler tirolesi, e Ländler, letteralmente ballo della terra, da Land, è il papà del valzer. Ah, però. Tra l'altro, siccome prima parlavamo del carattere delle triestine, no? Dopo tutti mi chiamano la bionda, c'è una strofa che, a proposito del carattere, sinceri nell'amore, sinceri negli amanti, ne ho passati tanti e passerò anche te. Esatto. passerò, Come dire, certo. Comando Sta attento. Comando mi, somiglia. Sono mica che decido. Decido. Certo, Esatto. e questo se... A proposito del carattere Beh, ma la femminile, meglio in scaltrezza Trieste. delle triestine, soprattutto nel matrimonio, Eccolo. è quel che noi mariti pensiamo che stiamo facendo quel che noi volemo, ma alla fine si accorgiamo che stiamo facendo quel che voleva Ela. Se ve accorge. Se ne accorge, è brava. Buona, ottima postilla finale. È vero, sì, l'abilità. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Deborah. Ciao Deborah. Buongiorno. Buongiorno. Ti sai che Deborah che sono, Certo, immagino. come no. Allora, volevo dirti solo una roba in questa mattinata d'allegria con te, non per buttare in tristezza, per l'amor di Dio, Sì. ma volevo dirti che Ina So aveva tutto. avevo una grande stima di te. Sono una persona che ricorderò, questa persona è una persona per me teatralmente molto importante, Antonia Rosati, Ina per gli amici, con la quale insieme con lei e altre persone ho incominciato il teatro amatoriale che dopo mi ha portato al teatro professionistico, e Ina ne sa pochi giorni fa, è una persona che ricorderò, che non arrivo a ricordare in maniera triste, ma solo con un gran sorriso, perché era una persona estremamente solare, sorridente, E questo un vulcano quel che la dei dei. voleva. Un vulcano dei dei. Grazie per averla ricordata.
e ti mando un abbraccio. Altrettanto, Ciao. Deborah, buona giornata. Ciao. Arrivederci. Allora, visto che sono le 10, ancora un quarto d'ora di tempo, visto il Sveglia Trieste in formato più lungo, ma volevo ricordare ancora una volta lo spettacolo prima di concludere, certo. con difficoltà tra triestini e italiani. Ripartimo lunedì ore 22 giugno. 18:30, Teatro Miela. Biglietti acquistabili anche oggi al Ticket Point, volendo, o dalle 5 alle 7 alla cassa del Teatro Miela, se no sul circuito Viva Ticket, e se no da un'ora prima dello spettacolo, dalle 5:30 direttamente in teatro. Teatro con aria condizionata, Amor no se brodo de Fasoi, Francesca Marsi e il sottoscritto con Marco Balaben, e il Cantonzin de Triestin curato da Michela Vitali, che galleggiava del teatro perché l'ha fatto tutti e tre i spettacoli. Cosa te ne racconti nel Cantonzin, così? Ma di solito mi metto un po' le mie impressioni, i miei racconti e le poesie scritte da poeti senza niente cavarghe, a Umberto Saba, Virgilio Giotti, che peraltro sono poeti che mi amo, soprattutto Giotti per me è fantastico, ma a poeti forse meno, che si ricorda di meno, che ha scritto sull'amor, e non voglio dirti niente di più. Ah, sull'amor. Tra l'altro, a proposito di Virgilio Giotti, Giotti era un che scriveva in triestin, ma non parlava triestin, non sapeva parlare triestin. No, infatti certe parole un po', però il matto scriveva in triestin. Lui diceva che la lingua, lingua triestina va parlata solamente quando se la esprimi nell'arte, e lui si esprimeva con le poesie. Anche perché, insomma, parlando tante volte con il maestro Pilat, poi te sa che scrivo anche me, e il tema principale del triestin è che è tronco, quindi un po' come l'inglese per certi versi, sia nella musica sia nella musicalità della rima, ti permetti di fare delle robe che in italiano sono impossibili, no? Con sempre una vocale. Penso il triestin aiuta senza andare in amore, ma penso angolo diventa canton. Gradino scalin, quindi è perfetto per la poesia. Il fatto di essere tronco perfetto. Aiuta molto, e in più ha una sua musicalità. Tra l'altro su questo gioco forte. delle parole, del finale delle parole, si sta fatto anche una... Daremo a San Giovanni col cales, faremo una magnada de bon pes, e se mangiando il pes un spin ne va per tres, faremo gargarismi de petes, e se mangiando il pes un spin ne va per tres, faremo gargarismi de petes. Ecco, anche andare per tres ormai è un qualcosa che se non te sa triestin, no? No, infatti. Comunque nel mio cantonzin porto un'altra poetessa triestina che voglio citare, che è Laura Borghi Mestroni. Perché Laura Borghi Mestroni ha scritto delle poesie di un'ironia e di una simpatia incredibile. E quindi parlando di amor, quella che porto lunedì si chiama Laio. E non ti dico altro. E tra l'altro Borghi Mestroni ha fatto per un periodo, per l'armonia, le recensioni dei spettacoli su Vita Nuova, cosa che un giornale che non esiste più, in triestin. Prima diceva che mi vado a vedere commedie in triestin e volevo che ve le conto in italiano. Siccome mi vivo dei titoli in redazione, mi viene in mente un bel titolo per un amore finito male, un amore andare per tres. Un amore andare per tres, bellissimo. Tieni vuole anche questa, quella della Mocca. Un amore andare per tres, ma sai che scriviamo subito una commedia. Mi è capitato a Roma con un gruppo di persone. Un sta male e la moglie chiama il dottore, fa: guardi, mio marito è andato insieme. E il medico fa: ma con chi è andato? Ma noi è andato insieme. Che fa il paio, per dire in italiano, con fuori per fuori. Fuori per fuori, certo. O dietro mano. Dietro mano. È andato insieme, e il dottore gli domandava con chi che andava via. Ma lui diceva: ma noi è andato insieme per terra. Sì, ma con chi, signore? No, povero, non si spiegava, insomma. E volemo citare Iole Silvani, altra che ne lega a te per una questione di familiarità proprio a livello di anel sul dito, e a me per amor per Ela, che appunto ha
fai che mal mi schioppa una buganza. Certo, mi è caduta la flica nel plocchio. Signor cocchiere, prego, chiuda Slife. Chiuda Slife, perfetto. Proprio. Anche Slife devo dire che per New Generation non è facile, No. perché è il freno a mano delle carrozze. Mia nonna mi diceva mi piace vestire la cravatta, sono sempre in cravatta un poco impettito, mi dice, ma dai, molla il Slife un po', sì. dai. Molla il Slife. Che diventa un modo per dire... Sì, molla il freno, scialla, dai. Adesso che con la Utti di scialla, mamma mia, denotarla. Come Me diria, appartiene più a me, scialla. come diria qualchedun, brividi su braczi. Esatto. Vabbè, boh. Però bella questa però del Molase, come dire. Sì, mola, sì, dai, mola, appunto, mola Slife. Effettivamente. Pronto, buongiorno. Pronto, scusa che ho ritelefonato. Ciao Palma. Buongiorno. Scusa che ho ritelefonato. Allora, perché se non si può non telefonare, no? Allora, in un'Italia che va verso i generali, per fortuna che noi avevamo un Kaiser che si chiama Fogliauti. Però via questo, allora, noi eravamo un matrimonio a Napoli. Sì. E abbiamo visto male tra triestini e napoletani, no? Allora si mangiava e uno da voi si inghiosa, no? Allora abbiamo detto, cosa è il cinzut? E fino a poi ha detto, cosa è il cinzut? Da quella volta quando ne vedi iniziamo a cinzut, va bene? Ciao! Beh, anche Arrivederci. Tra l'altro pubblicazione del nostro amico Marco Englaro, che insomma ringraziamo sempre per le vignette straordinarie. Sì. No? Ieri che aveva una bellissima, al lavatoio, che aveva una bellissima serata sul cinciut proprio. Sì, che abbiamo lanciato gli scorsi giorni con un servizio, ma insomma Costega il cinciut è proprio... perfetto, certo. Dell'ABC insomma, il cinciut... Sì, ma come altre robe che mi do spessissimo dire, ma se non un footer. Sì. Footer anche, Footer è una roba che, ma è quasi onomatopeico. Sai, sei arrabbiato, è una roba... Footer è una roba no, perché che sei improvviso, quando un stai alla ma non strada. è roba austriacante anche quella? Penso che sia... sì, sì, Footer. Perché della sonorità... Certo, Footer sonorità tedescofona sicuramente, insomma, proprio, penso proprio di sì, insomma. Bene, andiamo ok. Ascolta, vuoi sentire ancora questo? Dimmi? Non so, sentivo ancora... Pronto? Pronto? Pronto, sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Volevo solo salutare il maestro Colautti. Buongiorno signora, con chi parlo? Allora, mi sono una vecchia triestina Maria e volevo solo salutarla perché posso parlare in triestino? Certo. Allora, devi signora, se no saremo. Allora, mi sono la mamma della sua maestra di scuola elementare, Manuela Cosoli. Come no, la mia maestra, come no, me la saluti tanto, la vedo ogni tanto per città e la saluto, come no. La medesi, e la medesi sempre, era un piccio coccolissimo, pieno di talento, simpatico di tutto. Sì, mia mamma non la pensa proprio uguale, ma insomma va bene. Grazie signora, grazie. Ma parlo sempre di lei con mia figlia che era la sua maestra. Sì. Alla scuola Suvic. Alla scuola Suvic, esattamente. Che aveva frequentato anche mio nonno e mio papà, tutti in via Colonia là dentro. Tutti in via Colonia là. Benissimo. Grazie signora, mi fa tanto piacere averla sentita. La mi saluti la maestra. Ho fatto delle ridate con le lacrime. Ma la mi saluti tanto la maestra Manuela, va bene? Grazie, arrivederci, buona giornata. Arrivederci signora. Che ti andavi già a scuola in giacca e cravatta, te mi contavi? Sì. Purtroppo mia mamma può testimoniare. La mega conta anche a me. No, te devo dirmi che sua mamma mi racconta a me, mi ha detto quando mi faceva arrabbiare, che diceva guarda che domani te mando in asilo senza papillon. Sì, questo era. Sì, poi la mia vicina di casa in via Colonia, la povera Marisa, mia mamma ogni tanto, povera, che veniva il footer, la perdeva. E la mi correva io col cucciar de legno, insomma, classico. E il mio motto di battaglia in soggiorno, girando, era viva Trieste austriaca, viva Francesco Giuseppe. Questo era il mio grido. E anni... No, tuoi anni. 7, 8. Normale, insomma. Quelli era, insomma... certo, lei era...
Te capisci? Sì. No, ma dopo con un casca del seggiolone de piccio, dopo resta tutta la vita falado. No, ma nel senso, come dire, normale, sono un figlio di 7 anni con ziga. Certo, appunto. Anche che un figlio di 3 se metti il papillon per dare in asilo, voglio dire. Ovvio. Cioè, sì, beh, questo era un poco... ste volte, vabbè. Tutte robe... avevamo un po' di fiarire, insomma, no? Sì, certo. Adesso no... l'abbiamo fatto, ecco. abbiamo dito il proprio e potremo cantare, insomma, sì, no? sì. E cosa cantemo? Se le babe no vuoi che cantemo, noi cantemo, se le babe no vuoi che cantemo, noi cantemo per farle arrabbiare. Cantemo, e noi cantemo, e noi cantemo, e noi cantemo per farle arrabbiare. E la vecchia della parto, la gabella un bel galletto, che col canta al verzi il becco, le fa tutte innamorare, che col canta al verzi il becco, le fa tutte innamorare, e che col canta al verzi il becco, le fa tutte innamorare. Amici beviamo, amici beviamo, le galline tutte matte per la perdita del gallo, le garotto il caponaro per la rabbia che le le garotto rotto il caponaro, naro per la rabbia e che le rotto il caponaro, naro per la rabbia e che lega. Amici beviamo, amici beviamo, la gallina con 2 teste mi l'avevo vista svolazzar sopra i colli de Trieste, la lavarda sventolar. Qua se magna, qua se bevi, qua se vivi in abbondanza, pasta asciutta non ne manca, e viva la il povo, e viva la il povo, e questo è il motto Triesti, che la va di bene, che la va di male, sempre allegria e passione, viva la il povo. Ale! Oh, che bello! Bravo, Ma mi torno anche sabato. Ma siamo sempre aperti, non c'è problemi, anzi potremmo tranquillamente rifare la coppiata Ma volentieri. a Sveglia Trieste. Sandra e Raimondo. Benissimo. Ecco. Tra l'altro questo, a proposito di triestini, tanti adesso canta pasta e ceci non ne manca. Pasta e ceci è una tipica pietanza pugliese. Questa roba si comincia a cantare dopo l'arrivo dell'Italia nel 18, quando si sta il bisogno di italianizzare Trieste, e la più grande comunità che si era portata a Trieste è quella pugliese. Ferrovieri, e loro cantava pasta e ceci, ma in verità si canta pasta asciutta non ne manca. Ecco, quindi insomma, dai, abbiamo chiuso in bellezza anche questa mattinata, non c'è più tempo per le telefonate perché sennò poi non arriviamo fino alla fine. Ribadiamo l'appuntamento con l'italiano. Lunedì Miela, lunedì Miela 18:30 Teatro Miela, se verzi la stagione un touch al Miela con Amor non se brodo de Fasoi, Francesca Marsi, sottoscritto, Marco Balaben e il cantoncin de Triestin di Michela Vitali. E dopo vi aspetto tutti quanti oggi pomeriggio, ore 18, Teatro dell'Angelo in via Risorta, con festa d'estate dell'associazione Pegaso Parkinsoniani Trieste. Parkinson invece canta il coro diretto da Antonella Grusovin e gli allievi attori da me guidati. Grazie a Michela per essere stata con noi, Marco, Alessio ormai siete a casa. Grazie a Tele4 che ne dà sempre tanto spazio. Allora, ci rivediamo ore 13, poi il telegiornale, questa sera in TG, vi ricordo anche le dirette per quanto riguarda
il raduno Alpini di Gemona in occasione ovviamente del cinquantennale dal terremoto del Friuli. Questa sera la diretta dalle 20:30, domani mattina lo sfilamento con collegamento dalle 7:15 e praticamente per tutta la giornata, in cui comunque le informazioni telegiornali non mancheranno. Restate con noi.